adesso non pensarci più. Al tronco al tronco, non temere la tempesta della notte, sono forte, fatti tana dentro me, il tuo sangue è linfa, la mia linfa, le tue vene, siamo soli, non conviene star lontani come sei. Gianluca Segato alla lap steel, Andrea Ruggeri alle percussioni e ai cori, grazie ancora, ci vediamo dopo. Grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, oggi e questa mattina in questo momento dovete essere molto vicini a Mirella, perché questa canzone bellissima di Erika Boschiero, Respira, la dedico e la dedichiamo alla nostra Sabrina, a questa donna meravigliosa che è su un letto dell'ospedale, causa ictus, che forse fa solo fatica a capire che può farcela, che deve respirare, di stare con noi. Voi non avete idea quanto mi ha aiutato, specialmente a Natale, cosa mi portava, cosa riusciva a fare con le sue mani per poi regalare alle persone, specialmente ai bambini, agli anziani, che a lei stavano molto a cuore. Specialmente nelle feste di Natale lei diceva bisogna farli sorridere. Perciò Sabrina, ti prego, respira, cerca di superare questo momento terribile. Sei una guerriera forte, io sono convinta che con la tua famiglia vicino, i tuoi fratelli, la sorella, veramente ce la farai, il nipote adorato, tutta la famiglia vicino a questa donna. Perciò anche noi diciamo forza Sabrina che ce la farai.
E ho un'altra guerriera vicino a me, una guerriera, Mirella, molto cara, ma una guerriera in prima linea, non quelle che lanciano il sasso e poi tolgono il braccio. Ed è Marilena Rosada, questa passionaria di molte battaglie, questa donna che sta cercando di capire cos'è il bene, cos'è il male, cos'è la ragione e cos'è invece l'ipocrisia. E quale obiettivo? Di arrivare alla verità, di avere giustizia. Ma c'è giustizia in Italia? Allora, io ringrazio Marilena, ti ringrazio di cuore di essere qui vicino, soprattutto tante battaglie. E in questo momento cosa ti senti di dire, Marilena? Cosa stai vedendo? Beh, intanto che la sanità va a rotoli. Io voglio precisare una cosa perché non voglio essere fraintesa. Io la sanità la devo ringraziare perché ho avuto grossi problemi di salute e credo di essere un gran costo per la sanità. Poi il dottor Benazzi in 2 occasioni si è dimostrato gentile, nel senso che si è prestato per risolvere delle situazioni Questo va detto pesanti. Perché bisogna dirlo. Va detto perché non voglio, a me piace dire quello che è giusto, ecco. Però lo sappiamo benissimo tutti, la sanità ha dei grossi problemi. Intanto soprattutto per la mancanza di medici, e vediamo i primari anche negli reparti qua ultimi a Treviso che se ne vanno. Mancanza appunto di dermatologi, per cui adesso è stato tolto con i LEA, è stata tolta la mappatura dei nei. Questa è una cosa gravissima perché io ho avuto un melanoma al naso, avevo fatto la visita 5 mesi prima e io mi sono accorta che era diventato più grande ed era melanoma, mi hanno tolto un pezzo di naso. Ultimamente mi sono accorta io così, ma dico, questo era così o era meno grande? E insomma me l'hanno tolto, sì signora bisogna toglierlo, 2 giorni fa ho avuto l'esito, è ancora un altro melanoma. E avevo fatto la visita al centro melanomi 6 mesi fa. Quindi trovo molto strano quello che ha detto alla mia intervista di poco tempo fa il dottor Benazzi, dicendo che non serve a niente la mappatura dei nei, non porta a niente, queste sono le sue parole. Poi è stata fatta un'intervista al dottor Gatti, che è il primario di dermatologia, e alle domande del giornalista, che il giornalista chiedeva ma non bisogna fare la visita dei nei? Sì, per fare la prevenzione sarebbe giusto farla una volta all'anno, però dopo ti dicono, siccome adesso è cambiato questo discorso dei LEA, perché non ci sono dermatologi? No, perché non serve, perché vorrei capire come fanno a dire che ma hanno visto che non porta, che ci sono ancora melanomi che portano alla mortalità. Cioè, ma per forza, se tu non mi guardi tutti i nei e vedi quali sono, cioè adesso vogliono che sia il medico di famiglia a fare la mappatura dei nei. Ma vogliamo scherzare? A parte che anche i medici sono insorti, anche i sindacati. Cioè un medico di base, oberato com'è con tutti i pazienti, che non sa neanche come andare avanti, come può far spogliare uno e guardare tutti i nei? Cioè io anche adesso quando sono andata per questo, la dermatologa mi ha guardato con telecamere, con robe, cioè non hanno neanche gli strumenti per farlo. Cioè se vogliamo parlare di prevenzione, dovrebbero farla tutti e allora ci sarebbero meno Eppure Marilena, tumori. Scusa se ti interrompo, sì, ma dobbiamo correre perché il tempo è tiranno. Mi sembra che la Regione sia stata premiata, specialmente una persona dove veramente è là che ci giochiamo il tutto e non è che dobbiamo andare a Roma per la sanità, no. Andiamo in Regione allora? Infatti anche a me è venuta molta rabbia quando sentivo la dottoressa Lanzarin che diceva appunto che era una polemica ferragostana questa dei nei, che non è cambiato niente. Io qua ho tutti gli articoli sottolineati, come faccio sempre, segnati con i numeri, cioè non prendi le responsabilità perché tu fai nomi e cognomi. Guarda, io sono abituata per tutti gli argomenti che tratto, non parlo mai, anche se ho parlato tu per tu con una persona. Io ho le interviste, ho i giornali, ho tutte cose che possono, o testimoni, cose che possono essere dimostrate. Abbiamo il nostro Maurizio da Conselve, vai Maurizio.
Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Allora Mirella, voglio dare la mia solidarietà alla signora che hai citato prima. Ecco, Sabrina. non so se si chiama Sabrina. Sabrina. Salutala Maurizio, salutala. Io la saluto cordialmente, diciamo che in questo momento ha bisogno di tutte le persone che le sta accanto, sì. Ecco, perché deve riuscire a tornare a respirare. Ecco, va bene. Allora, Mirella, tornando al discorso della sanità che ha detto la signora poco fa, c'è poco da dire perché trovo ultimamente tante persone per qualsiasi tipo di problema fisico eccetera si lamentano per quanto riguarda la sanità. La sanità secondo me deve cambiare, deve migliorare. C'è gente che purtroppo, come dici tu spesso, non sono informate e l'informazione credo che sia la prima cosa fondamentale dove le persone anziane e non devono sapere che cosa fare. Se voglio un'informazione più diretta al mio problema devo saperlo. Ecco, va bene. Poi un'altra cosa, Mirella, se mi dai il consenso. Allora, il 25 c'è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle di donne. genere. Esatto. Allora, io voglio dire una cosa, Mirella, c'è stato un ennesimo caso di infanticidio. E allora, il punto è, per carità, le donne si lamentano che vengono picchiate dagli uomini, eccetera, eccetera. Sappiamo che c'è una parte di uomini violenti, va bene, ok? Ecco, e ce ne sono una parte che sono bravi, che si comportano bene. Però allora io vorrei dire una cosa. Allora, perché non si può fare qualcosa per queste signore che per non prendersela col marito, che c'è un divorzio di mezzo, questo o quell'altro, se la prendono col bambino? Cioè, è qui che bisogna intervenire. Dobbiamo cercare un attimo di capire da dove parte la violenza, da dove comincia la cattiveria. Perché i bambini non c'entrano niente. Ecco, quei litigi fra marito e moglie, fra coppia, i bambini non c'entrano e non debbono centrare. Ecco, attendo vostre risposte. Grazie Mirella, buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie Maurizio anche per gli auguri che ha fatto alla nostra Sabrina, che ne ha veramente bisogno, vi prego, perché veramente ha bisogno di questo a mio avviso. Allora, vuoi rispondere tu intanto Marilena? Allora, il discorso è che purtroppo anche nel caso di queste mamme che hanno ucciso i figli, cioè evidentemente hanno dei grossi problemi, non sono a posto purtroppo. Il fatto è che erano casi annunciati questi, è quello che è il problema, cioè non vengono seguite, cioè anche il bambino, quello che non voleva andare, era la seconda volta che andava con la mamma da solo, non voleva andare, il bambino aveva già capito, perché si è continuato a insistere, cioè le persone, i psicologi, chi deve seguirli, cioè evidentemente non capiscono, non pensano, non lo so, perché è tutta una, cioè apriamo la televisione, è tutto un omicidio, che siano donne, che siano bambini, cioè, ma una mamma, quante partoriscono, quella dell'altro giorno, queste continuamente dicono che non sapevano di essere incinte, partoriscono nel water, la famiglia non si accorge, ma io mi domando, ma può essere? Evidentemente c'è del disagio grave, perché non può essere. Comunque è lo Stato che deve intervenire. Purtroppo devono fare di più sul sociale, nella sanità e nel sociale, perché non si può. Per il buco, per la Pedemontana c'è una voragine, un buco, là si possono spendere i soldi. Per la sanità, per esempio, i buchi non ci possono essere, devono essere sempre, non possono mai essere in rosso. Non a caso hai sentito che il nuovo Presidente della Regione, i primi 2 punti, ha toccato proprio la sanità e il sociale. Cosa vuoi dire al nuovo Presidente della Regione? Come si è presentato, mi sembra una persona tanto gentile e appunto continua a ripetere che lui vuole comportarsi bene, non arrabbiarsi,
Questa è una roba bellissima, una roba che io predico continuamente, che l'ho detta anche il sindaco Conte e mi ha anche dato ragione, che non ti viene più voglia di andare a votare, a vederli, a sentirli, e che fanno altro che far baruffe per accapararsi le poltrone, no, per i beni che dicano, per i beni dei veneti, per i beni dei trevigiani. Non è così quello che vediamo. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Pronto Mirella? Buongiorno alla tua ospite. E ora, innanzitutto saluto la signora Sabrina e che dico, cara Sabrina, alla che adesso c'è Natale, ti ha fatto tanto per tutti a Natale, siamo qua tutti che ti aspettiamo, date una spenta, ti dà l'appoggio di tutta la rete veneta, che siamo tutti vicini e vorremmo che ti stai con gli altri 30 anni. Minimo, io non ti conosco, però ho sentito quello che ti ha fatto per i bambini, per la povera gente e per tutti. Resta qua, fanno una cortesia, fanno un regalo di Natale a noi altri, resta qua, perché ti ne servi. E dopo ti dico Mirella, quando che siamo due a parlare di sanità, di omicidi, da quando che si è morta il Cecchettini, io ho detto basta omicidi, del femminicidio, e ne cittadini erano di 200. Ma siamo lì a parlare di robe, o che siamo diventati cretini che gli altri. Ma come potremo essere che nasce queste robe e non fare niente? Discutere che ne solo. Parlando, non combiniamo niente, anzi, diamo la possibilità agli altri che imparano a fare queste robe. Mirella, voglia, tanto. E il mondo non va così. Il mondo va bene discutere dei problemi, ma il più importante è risolverli. Io adesso ho bisogno ancora adesso di ospedali di questo e di quello. Per amor di Dio, i medici, gli infermieri, tutti quelli dell'ospedale. Mi cavo il capello, ma non siamo da mesi, sabato e domenica non c'è nessuno. Mi portando a casa in ospedale, sono stati 9 giorni a pastiglie, ma insomma sei assurdissimo, perché il male bisogna curarlo, se no diciamo chi era mai e non è che buttiamo il suo asse subito e che sia finita. E li hanno presi in giro i signori politici, adesso li cambiai, ma li cambiare i musicanti, ma la musica è sempre quella, Mirella. Io ho 82 anni, io era sempre promesso e a una, adesso ancora di più, e bisogna che ne faccia dei risultati, anche a minimi, un po' alla volta. Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché abbiamo una guerriera con tante battaglie, ne abbiamo parlato di una, dei nei, la mappatura dei nei. Sentite cosa ha fatto Marilena invece per la caccia, un altro tema molto delicato, più che la caccia i cacciatori. Direi. Vero Marilena, una cosa incredibile, andiamo a vedere appunto Marilena Rosada, i cacciatori. Sulla finestra un'altra volta, sulla finestra a casa mia. È ora di finirla. Sono tornati i cacciatori, un problema che il quartiere sperava di aver risolto una volta per tutte, e invece no, anzi, tra di loro stavolta c'era anche un bambino. La cosa gravissima secondo noi è che questo cacciatore aveva un bambino con sé. Allora io mi rivolgo a questa mamma o a questa nonna che ha lasciato questo bambino. Succedono continuamente incidenti, è veramente pericoloso. Noi non ne possiamo più, si è ferita anche la gattina di mia figlia. Nell'azienda agricola qua hanno ucciso tempo fa un gatto, il gatto delle bambine, galline. Ho un video dove un vicino qua, appunto domenica, era arrabbiatissimo, è veramente una roba allucinante perché rovinano gli orti. L'ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa. I cacciatori si muovevano con i cani al seguito, lasciati liberi di scorazzare ovunque. Un pericolo anche per chi percorre quelle strade strette e piene di curve. I cani raggiungono le case e dopo senti questi cacciatori che li chiamano, ma i cani non rispondono ai loro richiami e vanno in giro dappertutto. Danni anche ai campi coltivati. La vicina
mattina, quando ha sentito che i cacciatori chiamavano i cani che erano nel suo giardino, è venuta fuori di corsa col cellulare per riprendere, e nel video si sentono le voci di un vicino che si lamenta, anzi molto molto arrabbiato, perché gli vanno sempre sull'orto e vanno a rovinargli tutte le colture. Nonostante le aree di caccia autorizzate, continuano a spingersi nei centri abitati. A casa mia io devo poter stare come voglio, a casa mia entra chi voglio io, va bene? Ecco, questo è. Devono cambiare le leggi. Cos'è la sicurezza per te, Marilena, in questo momento? Sì, allora io premetto che non entro nella libertà di ogni persona di fare quello che vuole. Se questi vogliono fare la caccia, io non sono nessuno per dire no, la caccia non la devi fare. Però c'è una cosa su cui voglio battermi, la sicurezza, perché questi entrano nelle proprietà private con i fucili. Quante volte succedono incidenti e ti sparano addosso, ti sparano sulle finestre, uccidono gli animali. Non è possibile, perché loro pagano fior di quattrini alla regione, allo Stato, per fare questo tra virgolette sport, però vengono a farli nelle nostre case, nei nostri terreni privati. Allora tu, Stato, Regione, devi dargli, se proprio non ce la fanno a non sparare, devi dargli dei posti dove possono andare a sparare, perché non puoi neanche andare a camminare da noi, anche col passeggino con i bambini piccoli, non puoi andare perché ci sono gli spari, ti vai a rischio di prenderti un proiettile, come è già successo. Non è possibile. Ecco, io non entro nella libertà degli altri, che sia giusto o non sia giusto, però tu a casa mia con le armi non vieni. Magari potrebbero fare il controllo di vicinato. Ecco, sì, brava. Ecco, magari un controllo di vicinato perché non ci sarebbe utile. Non ci sono solo i cacciatori, il problema è i cani anche, che fanno disastri. Noi abbiamo le stradine piccoli, cioè vederli correre come matti, perché dopo i cacciatori li chiamano, ma loro non rispondono, continuano, vanno, cioè è una roba allucinante. Allora salutiamo anche e ringraziamo il professor Piergiorgio Miottello, neuropsichiatra infantile. Buongiorno professore, grazie veramente di essere qui. Forse ecco, si inizia da piccoli a non dar via di testa, a capire cosa sta succedendo, come ti stanno curando, come ti stanno crescendo. Quanto importante è per un bambino piccolo crescere bene, crescere sano? Professor Miottello, ce lo dica, perché ho molti dubbi anche su queste nuove creature che non possono difendersi, che sono in balia di questi genitori, non tutti perché ce ne sono di bravi, non voglio sparare nel mucchio, però un po' più di attenzione e di ascolto su quello che deve essere l'aiuto a una piccola creatura, anche con i controlli sanitari. Ecco, veramente grazie professore, prego. No, credo che la domanda che lei pone è una domanda 360 gradi molto vasta, ma potrei fare una piccola battuta. Nella mia esperienza mi sono chiesto molte volte come fanno questi bambini a stare bene nonostante quel tipo di genitore, insomma, cioè voglio dire, è sempre un gioco tra caratteristiche del bambino, di capacità, voglio dire, di resilienza, di riuscire ad adattarsi, e quello che sono le offerte del mondo con cui il bambino interagisce, per cui dei genitori al quartiere, alla vita sociale, all'asilo, alla scuola, insomma, quello che è un po' il mondo circostante. Per cui in ogni caso il risultato, il benessere di qualsiasi, ma anche dei bambini, dipende moltissimo dall'esterno, ma è chiaro che dipende anche dalla dotazione che ha un bambino di saper affrontare e di resistere rispetto a situazioni che possono essere critiche. Questo è un po' in generale come conferma. Poi naturalmente ci sono tante cose che vanno dette. D'altra parte noi qui per fortuna abbiamo un'organizzazione in Veneto, italiana, ma in Veneto in particolare, in cui insomma i servizi sia scolastici, i servizi in qualche modo per il tempo libero e anche la rete dei servizi sociosanitari sono molto evoluti, sono molto estesi. È chiaro che si può fare molto meglio. È chiaro che ci sono molte criticità dal fatto che il medico, per esempio, non sempre c'è, che il pediatra qualche volta si fa fatica a sostituirlo.
che gli asili, specialmente i nidi, hanno lunghe liste d'attesa e le rette sono alte, però insomma in generale l'offerta di servizi che c'è qui è molto buona. Forse una criticità è quanto si investe nel sostegno ai genitori. Ecco, questo forse è un aspetto magari che può essere migliorato, perché per tutta una serie di ragioni molto evidenti e molto varie è chiaro che il sostegno all'educazione che danno i genitori ai propri bambini, ecco, questo è un sostegno importantissimo. Noi qui a Rosana, al Centro di Neuroscienze, per esempio adesso vogliamo partire con un'esperienza che è quella di gruppetti per bambini piccoli da 6 mesi a 18 mesi e per bambini da 18 mesi a 3 anni, esperienze in cui vengono i bambini con i genitori e noi offriamo, ma come molti altri insomma, offriamo un'esperienza guidata in cui si intrecciano la musica, la neuropsicomotricità e degli aspetti di gioco sensoriale. Ecco, questo è un esempio di quello che possiamo fare, cioè mettere i genitori con i bambini, metterli insieme con altri genitori, giocare con i bambini e stimolare alcune caratteristiche o alcune proposte insomma che i genitori possono fare, guidando i genitori verso quella che potrebbe essere, quelle che sono delle evidenze, che facendo alcune proposte, interagendo in qualche modo diverso da quello solito che siamo abituati a fare, la ricaduta sul benessere del bambino è una ricaduta probabilmente importante. Ecco, allora, esempio di questo tipo, certamente i nidi e anche le altre strutture tipo la scuola dell'infanzia certamente hanno avuto modo di proporli, però è un esempio di quello che potrebbe essere. Però credo che riuscire a intercettare i genitori, motivandoli a un percorso oppure in qualche modo seguendoli rispetto a quello che è l'educazione dei bambini, le proposte, per esempio i modelli alimentari mi viene in mente, le proposte di vita all'aria aperta o il tipo di professore, corro perché sennò non ce la faccio a farle la domanda, ma io l'ho invitata per questo, perché so che lei saprà spiegare questa storia infinita di questa famiglia nel bosco, di questi bambini che i politici hanno deciso di sapere cosa va bene per questi bambini, cosa bisogna fare, mentre di ascoltare gli addetti ai lavori e soprattutto ascoltare questi bambini. Siamo sicuri che stiano così bene, che abbiano piacere di vivere così oppure appunto, come ha detto lei, professore, il bambino si adatta, perché si adatta molto a quello che in quel momento viene offerto. Cosa ne pensa lei, professore? Guardi, ci tenevo tantissimo ad averla ospite, perché tutti parlano, tutti giudicano, quelli che dovrebbero aver giudicato e soprattutto si sono mossi sono stati presi di mira. Prego. Ma guardi, è un argomento di una sovraesposizione incredibile, voglio dire, chi non sa di questa situazione in Italia e chi non è intervenuto per dire la sua. Dunque questo clamore non giova, questo è il primo dato, insomma, non giova nella lucidità di poter esprimere un parere rispetto a questa situazione. È chiaro che siamo di fronte a un problema vasto, però insomma essenzialmente io credo centrato su un punto nodale. Le esperienze che i genitori fanno fare ai bambini sono esperienze che i genitori decidono loro, evidentemente, no? Il bambino non ha un potere contrattuale di dire questo sì, questo no. Può fare un po' di, come dire, di oppositività, può piangere, può fare il bambino dispettoso, ma insomma non è che possa avere un potere contrattuale. In questo caso ci sono delle scelte dei genitori assolutamente in qualche modo, come dire, legittime, perché insomma un genitore può muoversi come vuole, ma al di là della legittimità bisogna che ci domandiamo se i bambini hanno proposte, vengono affrontate, vengono proposte a loro esperienze, modi di vita che sono rispettosi dei bisogni dei bambini. Allora, in questo caso certamente i bambini hanno avuto una grande possibilità di venire a contatto con la natura, di vivere con quelli che insomma è come dire, un contatto stretto che la maggior parte dei bambini italiani forse o dei nostri figli non hanno, però credo che qui qualcosa possa essere sollevato come criticità,
il rapporto essenzialmente con i pari, cioè non mi pare che ci sia stata a questi bambini data la possibilità di poter condividere un gioco, di poter condividere delle esperienze, di poter condividere delle relazioni con i pari in ambienti che non siano quelli familiari. Io penso che il bambino deve crescere in maniera indipendente, puntare a diventare indipendente e autonomo, e per fare questo deve mettersi in gioco. Mettersi in gioco significa entrare nel mondo della vita sociale, per cui altri bambini, altre esperienze, altre realtà. Non può essere l'unica realtà quella familiare. Questo può essere il bambino piccolo, appena nato evidentemente, ma non nel bambino grande. Per cui la protezione, il rispetto, il senso di impegno per lo sviluppo di questi bambini passa anche e soprattutto per una uscire di casa e andare nel mondo e conoscere il mondo. Segnalo un piccolo elemento di tipo scientifico. Ci sono dei dati americani pubblicati a fine 2024 che riguardano i bambini della scuola un po' più grandi, della scuola primaria, i quali sostengono che per esempio l'uso degli schermi e dunque l'uso di un'attività sedentaria a casa è un uso che ha delle ricadute. Bene, la ricetta qual è, secondo questa ricerca americana molto estesa? È aumentare la possibilità di questi bambini di uscire, di entrare in contatto col mondo, di mettersi anche in situazioni, come dire, non proprio consuetudini normali e sperimentate, ma mettersi anche in gioco, andare anche in situazioni nuove. Per cui l'esigenza di uscire di casa ed entrare in contatto con il mondo è anche un modo per garantire non solo lo sviluppo, ma anche la non comparsa di malattie che possono essere anche psichiatriche. Molto chiaro, guardi professore, non finirò mai di ringraziarla perché noi abbiamo bisogno di ascoltare gli addetti ai lavori, quelli che hanno studiato. Non può essere che tutti si ergono a giudici, a medici. Ecco, dobbiamo lasciare fare questo lavoro su queste creature delicatissime e fragili, come abbiamo detto, io l'ho detto sempre professore, che veramente la fragilità bisogna andare con le pinze per sapere come gestirla. Non è che sia così semplice il discorso. Qualcuno ha deciso che vivono bene là, perché guai togliere i bambini, guai, però bisogna anche capire come vivono questi bambini e se sono proprio in grado di difendersi e di capire forse che c'è un'altra cosa. Abbiamo la nostra Sandra da Padova. Sandra, scusa, ma hai capito perché ti ho fatto aspettare? Pronto? Niente, riprendiamo Sandra. Marilena. Allora, io su questo argomento l'ho seguito molto. E io intanto dico che i figli sono tuoi, li hai messi al mondo, ma non sono una proprietà. Quindi questi genitori adesso sentire questa favoletta, bello, sono con gli animali, sono nel bosco, boh. Però quanti pericoli ci sono? La casa è fatiscente. Hanno fatto anche un'intossicazione da fumi. Se succede qualcos'altro, un morso di una vipera o qualcosa, cosa possono fare? Cioè non possono fare niente. Allora il discorso è che io l'altro giorno ho sentito Salvini e anche la Meloni che a questo riguardo hanno battuto col discorso, hanno strumentalizzato parlando del referendum sulla giustizia. Io voglio dire, cioè il referendum della giustizia non c'entra niente con questa storia qua, con quello che funziona, con il discorso di Garlasco. Cioè un conto è avere persone che sbagliano, che non sanno fare il loro lavoro. Questo della separazione delle carriere, di questa roba qua della giustizia, è pura politica. E allora sempre la politica che si mette in mezzo. E Salvini e la Meloni fanno parte del governo. Io vorrei dire che la Costituzione prevede la tutela dei minori. Giusy da Treviso, poi andiamo in pubblicità. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottore, ma questi passeggini e carrozzine, dottore, che sono all'altezza delle auto per la strada, aspirano tutto questo gas di scarico e sono di fronte a questi mezzi e al sole, che certe mamme non si accorgono che magari il sole può farle anche male e fastidio agli occhi.
e devono essere di fronte alla mamma il bambino, non davanti così a pari di questi mezzi che corrono per strada, che respirano tutto quello, perché sono basse le carrozzine e sono rivolte veramente verso le auto. Devono essere rivolte verso la mamma, perché loro aspirano tutto, dottore. Io credo che sia giusto così. La ringrazio. Abbiamo sentito Giusy. Prima di dare la risposta a Giusy dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Ed ecco la nostra Sandra in linea. Sandra, scusa, ma hai capito, non riuscivo, prego. Sandra? Sparita ancora? Beh, vediamo. Allora, quello che volevo anche capire, professore, è quello che dice Giusy. Giusy ce l'ha anche, ad esempio, con i negozi di frutta e verdura che hanno tutte le merci esposte lungo la strada. Adesso ha detto i passeggini. Come vuole commentare? Prego, professore. Ma se la domanda è il fatto che queste esposizioni di frutta e verdura sono in mezzo al traffico oppure in zone rurali dove la gente semina e mette una serie di antiparassitari o altre cose, o in ambiente molto inquinato, è evidente che noi siamo di fronte a una contaminazione. A questo riguardo credo che sia la salute di tutti in ballo e di conseguenza alcuni accorgimenti devono essere fatti, però è evidente, questo lo dico su dei dati che sono anche usciti recentemente, è evidente che molte situazioni legate all'infanzia, i cosiddetti disturbi del neurosviluppo per esempio, tra i quali c'è l'autismo, il disturbo dell'attenzione, il disturbo del movimento, il disturbo del linguaggio, qualche ritardo, insomma, certamente questi disturbi hanno anche una ragione d'essere in quello che è un po' la contaminazione ambientale, per cui tutto quello che passa per l'alimentazione, per l'aria o per l'acqua e sono situazioni di contaminazione hanno evidenze scientifiche di alterazioni del neurosviluppo, cioè sono sostanze che interagiscono col sistema nervoso centrale e possono dare dei danni a quel livello. Angela da Venezia, vai Angela. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io volevo dire, guardi, io ho visto il discorso di questa famiglia che vive nei boschi, ma ci siamo mai chiesti le persone che lasciano le città e vanno a vivere in montagna con i loro bambini? Ma non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Io lascio la mia città dove sto bene con tutto, voglio scappare, me ne vado in montagna con i miei figli. Non è che vado in montagna, mi faccio il palazzo, il castello, mi faccio una villa. Prendo un rudere e me lo rimetto a posto. Me lo metto a posto come voglio io e non come vogliono gli altri. Questi signori vivono in bosco. Io ho visto, i bambini erano puliti, la signora sempre vestita, pulita. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma che cosa vogliamo noi? Io mi chiedo, ma che cosa vogliamo noi? Che male facevano questa famiglia? A chi ha fatto del male questa famiglia? I bambini hanno la scuola, studiano a casa. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa vogliamo? Molto chiara Angela, grazie. Abbiamo sentito giustamente anche la riflessione di Angela. Marilena. No, allora, intanto questi genitori non accettano nessun compromesso. Non vogliono neanche parlare né con gli psicologi, gli sono state prospettate diverse soluzioni e anche la casa ha bisogno assolutamente di essere messa a posto, ma il problema è questi stanno isolando i figli, nel senso che quando adesso sono piccoli va tutto bene, giocano con la natura, col cavallo, però quando saranno un po' più grandi, che avranno bisogno di socializzare, di entrare nella società che abbiamo, questi allora dovranno continuare anche loro per scelta a vivere nel bosco e non aver contatti, cioè per fare un loro futuro. Cioè questi bambini possono arrivare a una certa età e dire ai genitori: voi mi avete obbligato a questo, perché guardate che quando sono andata in ospedale per il discorso dell'intossicazione dei funghi, la bambina non voleva neanche che gli mettessero la flebo perché c'era la cannula che era in plastica. Cioè questi non è
come una che deve andare in montagna, va a vivere in montagna per scelta. Questi hanno una mentalità, seguono delle idee. Non è questo il discorso. Cioè i bambini, chi è? Questa è una professoressa, questa signora, questa mamma che insegna cosa può insegnare adesso nell'età prescolare, può anche insegnare, ma dopo cosa insegna? Poi fra l'altro io poco tempo fa ho sentito dalla televisione, da interviste in televisione, che questa signora, l'ha detto anche il marito, raccoglie un po' di soldi online, facendo dei lavoretti online. Si è presentata come sensitiva, guaritrice per far passare l'ansia e tutte queste cose qua. Guidano comunque la macchina, cioè hanno comunque, per andare online, hanno i telefonini e la roba. Allora non è che, per esempio, come gli Amish rifiuti tutto. Cioè loro non vogliono bollette da pagare. Cioè loro possono fare le loro scelte, ma non possono farle per sempre per i loro figli, perché a un certo punto questi gli possono dire: cosa mi hai fatto fare, come mi hai cresciuto. Allora, professore, hikikomori, suicidi, cosa sta succedendo? Ecco, questo bambino, questo ragazzino, ecco, che si è gettato dal ponte di Vidor, l'ultima della serie, ecco, qualcosa c'era, professore? È possibile che non si riesca a capire il disagio di questi ragazzi? Cosa sta succedendo? È così difficile a comprendere che quando vedi il cambiamento di queste persone non ci sia qualcuno che possa aiutarli? Ecco, passerà, è una crisi giovanile. Ecco, cosa vuole dire a quelle persone che ancora non riescono a capire che forse siete voi che potete aiutare questi? La parola ancora psichiatra fa terrore, ecco, psicologo ancora si riesce a accettare, ma guardi, glielo dico per cosa sicura, perché io parlo con queste persone, quando dico ma l'hai portato, dai, per carità, ma dai, passerà. Professore, cosa vuole dire? Perché la sua è una voce molto importante questa mattina, prego. Intanto ha perfettamente ragione, quando si parla di neuropsichiatra certamente si attivano delle resistenze e delle paure che sono comprensibili ma che non hanno ragione d'essere. Insomma, noi siamo gente che cerca di come dire, mettere in pratica quello che abbiamo studiato, l'esperienza che abbiamo a disposizione della gente che ha una sofferenza mentale, ha una sofferenza che passa per difficoltà di sentirsi, di riconoscersi e di stare in mezzo alla gente. Traendo spunto dalla Casa del Bosco e passando a questa situazione degli adolescenti che si ritirano nel bosco, che è la loro casa, volontariamente, cioè diventano monaci, queste scelte sono scelte che esprimono una grande sofferenza di stare nel mondo, per cui, come dicevo prima, il mondo comunque ci chiama e in qualche modo non possiamo stare fuori, e se stiamo fuori vuol dire che probabilmente abbiamo delle difficoltà che ci fanno sentire diversi, e dunque non è questione di essere bizzarri o di essere solo quelli che si differenziano dagli altri o che decidono loro, perché questi ragazzi dicono: la mia vita la decido io. Certo, la vita la decidi tu, ma noi come società, come genitori, dobbiamo preoccuparci se questa è vita, perché noi non lavoriamo per questa vita, lavoriamo perché si viva bene, perché ci sia un equilibrio, perché ci sia una possibilità di essere felici. Per cui il primo dato è questo: nessuno può rimanere da solo. Non si mangiano solo alimenti e sostanze, si mangiano relazioni, amicizie, interazioni, scambio. Sono un'alimentazione tanto quanto quella che passa per il cibo. La seconda cosa, che rispetto alla sua domanda, è che indubbiamente la situazione per i ragazzi, anche per gli adulti, ma soprattutto per i ragazzi che devono fare questo salto nel mondo, parlo dei 11-14 anni, per entrare in questo mondo è tutto molto difficile. È molto difficile perché le attese sono tante, si è sempre online, ma si è sempre esposti. C'è questa grande paura del giudizio e di essere in qualche modo messi alla berlina. Ci sono grandi richieste da parte della scuola di fare bene, di essere sempre performanti. Lo sport, anche questo va in questa direzione.
i ragazzini che hanno questa età si curano tanto e c'è tutto il problema del modello che questi ragazzini devono in qualche modo applicare, per cui è una vita difficile ed è difficile anche riconoscere qualche volta le difficoltà di questi ragazzi, perché primo non chiedono mai aiuto se non in situazioni abbastanza drammatiche. Secondo, non trovano probabilmente subito delle risposte, dipende da tante cose, e comunque è una situazione che se continua a non essere riconosciuta e questo ragazzino in qualche modo non chiede aiuto ma si comporta in maniera diversa, si tira indietro, perde motivazioni in quello che sta facendo, bene, la situazione più si incancrenisce, più diventa senza risposte, più è difficile da recuperare. Per esempio dei soggetti che si ritirano, i cosiddetti hikikomori, cioè questi adolescenti che stanno chiusi in casa, è chiaro che più l'intervento che può essere attivato tarda, più questi ragazzini stanno dentro la propria casa e si attivano a livello di internet e di altre cose, che non è questa la ragione per cui si ritirano, ma è la loro ancora di salvezza, più stanno in questa situazione più è difficile recuperarli. Per cui c'è bisogno insomma di una capacità di cogliere da parte delle famiglie, da parte degli insegnanti, da parte degli specialisti, di cogliere i segnali di cambiamento, e qui bisognerebbe fare anche qui un'operazione di formazione ai genitori e agli insegnanti, perché alcune cose possono essere chiare e hanno il significato di campanelli di allarme. Un bambino, per esempio, che per andare a scuola comincia a vomitare, ad avere mal di pancia, a in qualche modo dire tanti motivi per tirarsi indietro, può essere un capriccio, certamente sì, ma può essere anche il segnale di una difficoltà che non è la difficoltà perché non si impegna, perché la scuola chissà che cosa, è una difficoltà che può essere più consistente, per cui è necessario prestare attenzione, essere attenti a queste cose, magari essere anche formati e soprattutto ascoltare, cosa che tutti quanti facciamo molta fatica. La ringrazio professore, anche perché penso, quando ho sentito quell'insegnante che ho avuto, anche un insegnante giovane, professor Miotello, che ha detto: noi tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco, noi vediamo tutto, il problema è vedere se abbiamo voglia di scendere e di guardare le fragilità che vediamo, di metterci in gioco. Ecco, purtroppo lo dico, l'ha detto, era seduto dove è seduta Marilena Rosada, lo devo dire, molti miei colleghi non lo fanno per paura, per tanti motivi, invece noi vediamo subito le fragilità, ci sono, e là bisogna vedere chi scende in gioco. Perché io ieri parlavo proprio con un già dirigente scolastico, il professor Miotello, quando ho detto Dio, patria e famiglia sono tre parole che sentiamo molto spesso anche da parte di qualcuno del governo, io ho aggiunto scuola, perché se non ho Dio, se non ho la patria e non ho la famiglia, devo avere qualcos'altro, che è la scuola. Ma la scuola, secondo lei, è preparata per accogliere queste fragilità, professore? È un tema assolutamente nodale. La scuola è fatta di insegnanti, è fatta di spazi, indubbiamente che devono essere spazi di un certo tipo, ma gli insegnanti sono persone che hanno una responsabilità e molti insegnanti sono molto preparati e molto competenti. Però questo non è chiaramente una sicurezza, non è di tutti. La scuola ha delle difficoltà, non può non avere delle difficoltà, si assume un ruolo educativo, didattico, che è un ruolo importantissimo. Molte volte è l'unico spazio educativo che hanno questi ragazzi, perché poi per tutta una serie di ragioni forse i modelli familiari sono modelli un po' carenti o che non si riesce in qualche modo a costruire o a stabilizzare. I genitori molte volte dicono delle cose, ne fanno delle altre, si muovono un po' sulla quotidianità. E certamente il soggetto, il ragazzino, quello che fanno le medie, tanto per capirci, hanno dei riferimenti, che la scuola è certamente il primo riferimento molte volte. Poi ci sono anche altri aspetti legati per esempio all'attività sportiva. Certamente la possibilità, l'ottimalità sarebbe che tutti questi spazi
potessero parlarsi tra di loro, potessero in qualche modo riconoscersi in quello che è l'impegno educativo. Ora, questa è un'altra delle grandi scommesse che sono state fatte, che vengono fatte, e le comunità locali possono essere molto impegnate in questo senso qua. Ci sono dei comuni qui nel Veneto che io conosco, insomma, dove lavoro e dove abitano, che hanno attivato molte azioni. Credo che stando insieme, cioè cercando di comunicare tra di noi, cioè la famiglia, la scuola, le agenzie educative, gli specialisti, bene, questo è certamente un percorso da fare. Sulla scuola è chiaro che è uno spazio estremamente significativo, perché, come ripeto, molti ragazzini vivono più nella scuola esperienze importanti che non nell'ambiente prossimale, per cui la scuola ha un grandissimo ruolo e questo chiaramente vuol dire essere impegnati, avere delle difficoltà, però chiedere aiuto, insomma, ecco. È uno spazio con tutta una serie di opportunità che vanno sostenute e vanno anche aiutate. Io la ringrazio, salutiamo e ringraziamo il professor Piergiorgio Miotello, neuropsichiatra infantile, di essere stato con noi. La inviterò ancora, professore, veramente la ringrazio perché sta dando dei messaggi molto importanti. A casa dovete ascoltare le persone che sanno, non noi politicanti, quelli che sanno, che hanno studiato il problema, la storia. Dovete ascoltare queste persone, non fare il fai da te, decidere voi cos'è il bene e cos'è il male. Lasciate che decidano, se sono temi veramente toccanti, importanti e delicati, le persone competenti. Grazie professor Miotello, grazie Marilena Rosada, rimani con noi. Pubblicità. Grazie. Prima di salutare gli ospiti abbiamo Sandra in linea, speriamo che tenga la linea. Vai Sandra. Ciao Mirella, stamattina gira così, cosa vuoi che ti dica? Io ho apprezzato molto il neuropsichiatra infantile perché ha detto delle cose molto interessanti. Io credo che se avessimo avuto ai tempi miei, quando ero bambina, Mirella, un neuropsichiatra infantile, sai quanti meno traumi ci sarebbero stati di violenze, ecco. Al di là di questo, poi volevo metterò un cero per la signora Sabrina. Grazie. Alla Madonna della Stua, che è una chiesetta qui a Padova, proprio in centro, che è un altarino che fai un'offerta, metti dei ceri e è un passaggio obbligatorio, diciamo, io lo faccio sempre e speriamo che il Signore l'aiuti e sai, le preghiere fanno tanto delle volte, Mirella, chi ci crede che non ci crede, però per me sono essenziali. Poi volevo dire un'altra cosa, la signora Sabrina, cioè la signora che è andata via adesso. No, è qui Marilena, perché, è qui ancora. Sì, ecco, fa benissimo perché ci sono delle cose positive e cose negative, sappiamo tutti. Io adesso non sto lì a raccontarvi perché sennò sarebbe troppo lunga. Volevo dire una cosa, per quanto riguarda i bambini, io ho seguito molto, Mirella, la situazione. Allora, nessuno discute la scelta di due genitori adulti se vogliono vivere in mezzo al bosco, in mezzo agli animali, però i bambini, l'unica cosa che non sono, secondo il mio punto di vista, d'accordo è che hanno tolto i bambini. Allora i traumi che hanno avuto questi bambini... No, non li hanno tolti, sono con la mamma, sono con la mamma, non li hanno tolti. La mamma, Mirella, non è insieme, è solo mezz'ora. Sì, ma sono là. Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio, due ospiti in attesa. Comunque ti ringrazio, grazie anche di aver aspettato e grazie soprattutto per Sabrina. Ringrazio e saluto il dottor Enrico Busato, già primario ostetrice Canfoncello Treviso. Che piacere averla ospite, dottor Busato. Lei che parliamo di bambini, quanti ne ha visto nascere il dottor Busato, i bambini qua, ecco, forse sono queste le persone che dovremmo ascoltare. E saluto anche Diego Silvestri, consigliere generale Associazione Luca Coscioni. Grazie anche a lei Silvestri, veramente grazie, un piacere averla ospite. Ecco, sentiremo cosa ci racconterà anche di queste gemelle Kessler, cosa è successo, quante gemelle
un amore infinito, un'unione pazzesca, noi non riusciamo neanche a renderci conto cosa vuol dire anche essere gemelli. Allora, dottor Busato, ecco, partiamo proprio da questo, parti anche gemellari, tanti bambini lei ha visto nascere, cosa vuole dire in questo momento dove, sa che io sono molto preoccupata, dottor Busato, per questi bambini, ma sono veramente preoccupata perché non ci rendiamo conto che hanno un'intelligenza incredibile, che accumulano tantissime notizie e le elaborano, perché subito appena parlano dicono mamma, papà, e perché? 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 Cosa vuole dire, dottor Busato? E grazie ancora di essere qui. Bene, grazie a voi, grazie a te Mirella per l'invito. Sempre un piacere, ecco, ritornare ospite da te. È una bella trasmissione in cui credo, ecco, che sia importante portare la voce anche di noi che viviamo direttamente, no, questi aspetti. Credo, sai, l'aspetto della nascita è un aspetto che, come anche ho scritto in qualche articolo, ecco, che avevano fatto, emoziona ancora, mi emoziona ancora quando vedevo, no, prima di andare via da Treviso, assistere ai parti. È un momento bello anche per noi operatori che nonostante, no, magari migliaia, ecco, io ho assistito di parti nel mio percorso che ho fatto, però riescono ancora ad emozionare. E credo che questo aspetto della nascita, ma anche i primi 280 giorni della vita intrauterina, che sono quelli della gravidanza, sono estremamente importanti, perché come dicevi i bambini di oggi sono molto diversi magari da quelli che eravamo noi, e anche gli stimoli che ricevono sono molto diversi, sono molto più stimolati dai genitori stessi. Io vedo, no, anche noi siamo nonni di una bambina che ha 1 anno, ma è molto interattiva, e ai nostri tempi magari noi eravamo un po' più quieti, ecco, anche per le risposte, come dicevi, perché altro venivano più tardi. Gli stimoli sono tanti, però bisogna che anche come genitori siamo in grado di governare questi stimoli, perché il rischio è che anche, sai, l'uso del telefonino, per esempio, no? Io vedo che ci sono i passeggini che vengono già fuori con la possibilità di inserire un tablet all'interno per farlo vedere ai bambini mentre li trasporti. Ecco, io credo che bisogna fare un attimo anche di attenzione su questo, di utilizzare tutti i mezzi elettronici più tardi possibile, perché sono stimoli che ricevono e non sempre sono positivi. Sappiamo che in molte nazioni, ecco, l'uso del telefonino è stato proibito, no? Fino ad un'età maggiore, ecco, di quelle che attualmente vediamo, e per cui l'importanza è, ce l'abbiamo noi come educatori, ecco, e ce l'hanno gli insegnanti e in primis, ecco, i familiari. Molto chiaro, la ringrazio veramente, dottor Busato, per quello che ha detto. Io faccio sempre un esempio di quel bambino col nonno che mi ha raccontato che erano in pasticceria. A un certo momento stava mangiando, facendo colazione il nonno, il bambino di 4 anni, dottor Busato si avvicina, l'ho raccontato spesso ma è bellissimo, dice: nonno, hai visto che là c'è un quadro, è il Picasso? Il nonno di qua. In effetti era una stampa di Picasso. Perché questo? Perché la figlia di questo signore porta questo bambino a musei, gli spiega, gli racconta, fa vedere anche le diversità, e questo bambino è incamerato così bene che lui a 4 anni distingue già una stampa di un Picasso. Vorrei sapere quanti a casa di voi distinguerebbero una stampa di un Picasso. No, per farvi capire, come dice il dottor Busato, la stimolazione, se viene fatta anche nella maniera giusta con la cultura, ad esempio, tanto per far capire questo bambino, ecco, dove può arrivare, quanto importante è. Allora, Diego Silvestri, allora cosa ci racconta l'associazione Luca Coscioni di questa morte, che veramente anche qua l'opinione pubblica si è chiesta: ma com'è successo?
successo, come mai sì 90 anni, ma al giorno d'oggi 90 anni uno è ancora vivo, fortunatamente io veramente penso, forse mancava la solitudine, non lo so. Cosa ci racconta Silvestri? Perché non vedevo l'ora di averla ospite, prego. Salve a tutti, grazie Mirella che ogni tanto dai spazio anche all'associazione Luca Coscioni. Ecco, io non lo so con che tema noi entriamo, noi abbiamo tante cose da dire come tu sai e poi le dirò volentieri. Però lasciami nell'onda dell'episodio della casetta del bosco, come si dice, lasciami dire delle cose, perché il dottor Miotello ha anche toccato delle cose importanti, e cioè esasperare questa situazione della decisione del Tribunale per i minori, no, a livello informatico, acuisce una situazione che non ci fa bene, e cioè acuisce quella situazione in cui noi tutti siamo un po' pieni del fatto che le relazioni che abbiamo con gli esperti sono relazioni di potere. Questa è una cosa che ci mette un po' in difficoltà se ci pensiamo bene, cioè non ci aiuta a risolvere il giudice, l'assistente sociale, anche lo psichiatra, il neuropsichiatra, cioè questi grandi esperti per cui li dobbiamo tenere lontano perché in realtà hanno potere su qualcosa, no? Sulla nostra vita, anche sulla nostra esistenza, sulle nostre scelte. Quindi questa è una cosa essenziale che dovrebbe farci riflettere. In realtà anche una trasmissione come questa, no? Cosa sta dicendo? Sta dicendo che siamo fatti di persone, le scuole, come ha detto il dottor Miotello, è fatta di persone, i psichiatri sono persone, nella sanità ci sono persone, quindi voglio dire, lavoreremmo meglio e ci aiuteremmo di più se pensiamo che in realtà attorno a chi sta male, attorno al sofferente, attorno al disabile, si deve formare un contesto di aiuto che è fatto di persone, perché se ragioniamo in termini sempre di potere, se lo viene a sapere l'azienda sociale in porta dei figli, non ci facciamo del bene, diciamo, perché conoscere a fondo le persone vuol dire sentirci più vivi e in relazione tutti. Vi faccio un esempio, il dottor Miotello ha parlato dei disturbi dell'apprendimento, no? E capire come funziona il cervello di un bambino e capire la particolarità di un cervello Asperger, no? Di un cervello con una propensione alla distrazione, no? O triste, malinconico per i suoi motivi. In realtà cosa vuol dire? Non vuol dire dare questo cervello in mano a un esperto che ne fa qualcosa, ma vuol dire mettersi là, e oggi con le neuroscienze possiamo dire che questa cosa è scientifica, mettersi là attorno a lui per aiutarlo a vivere bene. Non c'è un farmaco, non c'è una scelta di un assistente sociale, c'è che dobbiamo metterci là in famiglia, come genitori dobbiamo metterci là, come nonni dobbiamo capire e vedere quali sono i fattori protettivi, i fattori, tutto quello che gli serve per star bene. La scuola anche deve fare la stessa cosa, non è che l'insegnante dice questo funziona così quindi fuori disturba, no? Mettiamoci là e cerchiamo di capire qual è il modo migliore, no? E comportiamoci di conseguenza per accoglierlo, per farlo star bene, per fare in modo che non abbia reazioni, che non esprima rabbia, che capisca le cose e avanti così. Cioè conoscere, volevo dire questo, conoscere a fondo le cose, no? Dell'umano, come funziona il cervello particolare di una persona. Oggi ci permette di dire dai che ci tiriamo sulle maniche tutti, dal grande esperto, dal psicoesperto, fino alla persona che ha a che fare con il bambino, tutti insieme, ognuno per la sua parte, ovviamente, per fare il bene di questa persona. Detto questo, torniamo invece a Luca Coscioni e a questo. Devo correre, Silvestri, se no non ce la faccio, prego. Dimmi, scusa, non ho capito. Allora, finito così che ha detto il suo parere, vorrei sapere anche proprio Luca Coscione sul fine vita cosa ne pensa, perché purtroppo il tempo è tiranno, devo correre, Silvestri, sul prego. Fine vita, allora la questione delle gemelle Kessler è anche qua abbiamo saputo questa cosa. E dispiace un po' che si dipingano le gemelle Kessler come quelle dalle belle cosce, lo sono state, viva Dio, benissimo, però sono state anche un esempio riguardo al fine vita di come in Germania funziona una determinata scelta e dove c'è una libertà. Dovremmo chiederci come mai c'è questa libertà.
in Germania, per decisione dei giudici dell'Alta Corte dal 2020, c'è la possibilità che le persone possano scegliere di porre fine alla loro vita, se sono capaci con la testa, se sono capaci mentalmente e se sono libere di fare questa scelta. E dovrebbe farci riflettere come mai i giudici tedeschi sono arrivati a questo. Perché? Perché è un principio fondamentale. Principio fondamentale vuol dire che io non devo legare questo diritto di interrompere la mia vita a una malattia. Non è legato a una malattia, non è legato neanche all'età in Germania, è legato al fatto che una persona sa che fa questa scelta. Qualcuno è spaventato di questa cosa, qualcuno la vive come la cosa più libertaria del mondo, benissimo, però esiste questa possibilità. E guardate che noi in Italia siamo indietro rispetto alla Germania, no? che ha la scelta delle Kessler, l'Austria, la Svizzera, la cattolica Spagna, il Belgio, Lussemburgo, eccetera, eccetera. Siamo indietro perché ancora pensiamo e ci chiediamo: ma è giusto che una persona possa scegliere? Beh, è giusto che una persona possa scegliere, c'è tutta una giurisprudenza delle sentenze che sono molto molto chiare, è giusto che una persona possa scegliere, sì. Ecco, io lasciami solo 2 minuti per dire che come associazione Luca Coscioni noi dobbiamo denunciare questa disinformazione, poca informazione che c'è nell'ambito del diritto sanitario che permetterebbe alla persona di vivere al meglio la sua malattia, la sua disabilità e anche il suo morire, di gestire al meglio. Abbiamo tutta una serie di elementi leciti in Italia, di strumenti leciti che le persone non conoscono. La stessa legge sulle disposizioni anticipate di trattamento ha 8 anni in Italia. E noi abbiamo prova che non è conosciuta. Abbiamo lanciato una campagna da poco pubblicitaria spendendo un sacco di soldi, perché non siamo una grande associazione, spendendo un sacco di soldi e abbiamo visto un incremento dei depositi delle DAT nei comuni. Quindi l'informazione è fondamentale. E dimmi tu se non dobbiamo informare i cittadini di cose che li riguardano, come le malattie, e tutti ci ammaliamo, e la morte, che tutti moriamo. Quindi viva Dio, perché non lanciare campagne informative su questo? Noi lo è quello che sto cercando di fare tutte le mattine, ma guardi che non è così semplice. Pensi che ho ancora persone che chiamano dicendo: ma sono veramente morto? Ma siamo sicuri che sono morto? Oppure i ragazzi diciottenni che rinnovano la carta o fanno la carta di identità e non donano perché non sanno. Ecco, io penso che non sia il luogo adatto per donare quando vai a fare la carta d'identità. Ecco, proprio non ci siamo, per non parlare della sessualità nelle scuole. Ecco, avete sentito cosa ha detto il ministro Valditara? Mirella, capisce che siamo molto indietro. Marilena Rosada, so che vuoi salutare il dottor Busato, cosa vuoi dire e cosa vuoi chiedere? Prego. Niente, il dottor Busato ha fatto nascere la mia seconda figlia, che diceva che vedeva nonne, mamme, figlie. Niente, io so che è andato via dall'ospedale qua di Treviso e immagino che appunto lui voleva un po' di più di calma, perché sappiamo benissimo, come avevo detto prima, la situazione all'ospedale qua di Treviso. Io purtroppo ci vado spesso, ho tante patologie, quindi vivo da ricoverata, da paziente, e vi assicuro che la situazione è quasi tragica, perché il personale non arriva, suona il campanello, non arriva nessuno. A me è capitato 3 anni fa di salvare una persona, dopo sono venuti tutti i medici a dirmi quanto brava, sono riusciti, era praticamente morta, sono riusciti a riprenderla, metterla in rianimazione e per 3 anni, è morta l'anno scorso, è riuscita a continuare a vedere i suoi figli. Però allora io ho detto: è inutile che anche a me, che ho problemi al cuore, mi dite signora se sente qualcosa chiami subito, se dopo non arriva nessuno. Stessa roba mi è capitata quando avevo il linfoma, che ero rientrata in un ricovero, mi hanno messa in una stanza in isolamento perché avevo la febbre, pensavano fosse il Covid, non era il Covid, però io avevo un problema enorme che non respiravo e quindi ho suonato perché non respiravo più, ma non arrivava nessuno. Sono andata a fatica alla porta e non riuscivo a parlare. Per fortuna è entrata un'infermiera
che io ho fatto segno che non riuscivo a respirare, e allora dopo sono arrivati tutti, volevano intubarmi, cioè per dire, è veramente, c'è troppo poco personale, dopo dipende dai reparti, perché ci sono dei reparti piccoli, per esempio in pneumologia, in altri posti che sono stata, in ematologia mi sono trovata da Dio, però ci sono altri reparti. Ce li ha passati tutti, avete capito, sì, ma sul fine vita cosa vuoi dire? Sul fine vita, io sono d'accordo. Io ho avuto mia mamma, che l'ho seguita, è morta per un tumore, e 3 giorni prima di morire mia mamma mi ha chiesto di aiutarla ad andare via. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora, siamo poco informati, c'è poca informazione. Oggi è lo sciopero dei giornalisti. Questi giornalisti chi vuole farli tacere. Questi giornalisti sono sottopagati, trattati male, non si lascia dire a loro quello che vogliono. In questo paese c'è l'omertà di stampa, perché si tacciono loro, sono i giornalisti che si censurano perché non possono dire quello che vogliono. Poi ascoltate i telegiornali. Allora i telegiornali, e la Meloni ha detto questo, e Salvini ha detto quello. Ora che tu hai tutti i politici che hanno detto, il telegiornale è finito e noi non sappiamo niente di quello che dovremmo sapere. Non siamo poco informati in questo paese, non siamo informati di nulla. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone. Dottor Busato, fine vita, ecco questa parola che fa ancora paura, ma perché non c'è un'informazione corretta, non c'è comunicazione, sono temi difficili, se ne parla pochissimo anche a casa, i giovani vorrebbero anche capire, però capiamo che non siamo nel binario giusto, siamo un binario ancora con una linea unica, vogliamo fare il ponte Messina, ma siamo ancora col binario a una linea. Ecco, dottor Busato, ecco, lei invece che la vita la crea, la fa nascere, ecco, la fa resistere anche in situazioni drammatiche molto dure, dove questa puerpera, questo bimbo fanno difficoltà a vedere la luce, ce la mettete tutta. Cosa vuole dire? Prego, dottor Busato. Ma credo che sai, questo aspetto del fine vita sia un argomento molto importante, dibattuto, come diceva prima il relatore, che diceva che non siamo informati e che in altre regioni è molto più avanti rispetto a quello che è la nostra regione, e questo è un dato di fatto. Sai, io mi trovo un po' a gestire gli estremi della vita, perché da una parte, occupandomi di tutta la parte delle nascite, e dall'altra anche seguendo l'oncologia ginecologica, dove arrivi alla fine vita e molte volte tu operi altro, prolunghi la vita, cerchi di farlo nel migliore modo possibile, perché io credo che la cosa più importante è quello di dare una qualità di vita adeguata alle donne che vengono operate e che affrontano. Però arriva anche un momento dove questa qualità di vita è tale dove la donna ti pone questo quesito, e credo che anche per noi, sai, dove cioè io sono abituato a far nascere le persone, le mamme, questi bambini che mi nascono, trovarmi di fronte a questa richiesta, ti dico sinceramente, faccio fatica, ma perché non siamo anche noi preparati? Questo è il nostro. Forse quelli più giovani che escono adesso dall'università hanno già anche una formazione, ma non proprio così importante. Dovremmo essere anche noi più preparati, più informati su questo aspetto. È inevitabile che l'autodeterminazione ha assunto un ruolo molto importante anche nell'ambito medico, perché la persona dispone della propria consapevolezza e quindi è in grado anche di rifiutare delle terapie, rifiutare degli interventi, rifiutare le trasfusioni, penso, e tu devi anche accettare questo aspetto, perché sappiamo che l'autodeterminazione è estremamente importante ed è la persona che decide della propria vita.
e come i consensi, no? Si parla tanto di consenso informato, facciamolo di 20, 30, 40 pagine. Quello che io dico e ho sempre detto anche ai miei medici e anche agli specializzandi, ecco, dove io insegno, ecco, a Padova, il consenso è un aspetto di relazione che si instaura con la persona che tu andrai ad operare e con cui tu parli, perché è estremamente importante costruire un rapporto di fiducia tra il medico e la paziente. Quando si instaura questo rapporto ti basta anche un foglio, ecco, perché tu hai spiegato, hai parlato e la persona, ecco, ti dà la sua fiducia per quanto riguarda l'aspetto della parte, no, dell'intervento. Ma è la stessa cosa che diceva anche Silvestri prima, no? È l'aspetto, ecco, dell'affrontare anche la decisione del fine vita è importante, ma forse dobbiamo ancora camminare noi, ecco. Io parlo come sanitario, ma penso che sia un aspetto che riguardi molte persone, anche non è facile accettare questo aspetto, no, di dire io voglio chiudere il mio capitolo vita e con le modalità, ecco, che poi sono quelle che stabilite, ma non è facile, ecco, no? Soprattutto parlo per me che sono abituato dall'altro canto a vedere che nascono, ecco, noi bambini, quindi vedo la vita che si forma, anche se è vero, perché no, su una intervista che è stata fatta su Forbes, su questa rivista, no, internazionale, diceva che i 2 momenti più pericolosi per la vita di una persona sono la nascita, perché sappiamo che durante la nascita muoiono ancora 300 e 3.000 donne ogni anno e 1 milione di bambini non riesce a vedere il primo giorno di vita. E il secondo momento è il primo anno quando si va in pensione, no? Perché anche questo aspetto consideriamo, no? E quindi, ma ritornando, ecco, sui primi 2, anche l'aspetto della nascita stessa alle volte si trova di fronte anche con un qualcosa che non è andato bene, dove magari il bambino non è riuscito ad arrivare alla fine, e anche lì non è facile parlare con i genitori che hanno visto e vissuto, stanno vivendo, ecco, questo momento, anche perché ricordiamo che tu Mirella ce lo insegni, no? Che la morte anche dei miei nonni era una cosa che faceva parte della vita, era un ciclo, no, della vita dove c'era la nascita e alla fine c'era la morte, e era accettata anche questa come tale. Adesso si fa fatica ad accettare, non dico la morte stessa, ma anche parlare di morte si fa fatica, perché è un tabù. È messo un po' come da una parte non parliamo di queste cose. No, è vero, dottor Busato, però purtroppo io devo parlarne, perché mi sembra che invece i ragazzi stanno giocando molto, non tutti ma una buona parte, con questa parola che è morte. Ecco, stanno sottovalutandola. Abbiamo Simone da Vicenza, vai Simone. Simone? Ecco. Pronto? Simone? Mirella? Sì, prego. Niente, Mirella, volevo fare un'osservazione. Sì, pronto? Sì, vai. Pronto, Mirella, sono io, Simone. Sì. Sì. Una volta, io mi ricordo perché ho 87 anni, la Rosy Bindi, adesso lasciamo stare che partito era del Partito Democratico, aveva fatto una legge che diceva che i medici o dentro o fuori, o dentro l'ospedale o fuori nel privato. Adesso ci troviamo, anch'io sono stato operato da 2 tumori, ci troviamo che tu, se hai bisogno urgente di una visita, lo stesso medico che lavora in ospedale ti dà magari 8 mesi, 10 mesi di attesa. Se vai fuori a pagamento, io una settimana, 2,
stesso medico ti fa la visita. Ma perché questa cosa non sono stati capaci di... Sai perché? Perché io dico una cosa, è una mia impressione perché ho lavorato 30 anni in ospedale, i medici sono una potenza e non riescono nessuno a scalfire i suoi interessi, perché questa cosa sarebbe giustissima. Perché un medico, mi domando perché un medico che lavora in ospedale, lo stesso medico in ospedale ti dà 8 mesi, 10 mesi, un anno di attesa, e se vai fuori a pagamento in una settimana o 2, allora io che sono un povero pensionato di una pensione mi tocca certe volte mi tocca pagare di tasca propria per avere una visita urgente, perché si tratta anche certe volte non è mica è una necessità anche di vita e di morte in certi casi. Grazie Simone, molto chiaro, ti ringrazio, mi fa piacere averti sentito. Ha sentito Silvestri, 87 anni, ancora la voglia di dire la sua, di cercare la verità, la giustizia. Silvestri, vediamo se è collegato Silvestri. Io volevo farle vedere e ricordare anche questa meravigliosa donna che io ho avuto ospite, che purtroppo non c'è più. Ecco, andiamo a vedere Federica sul fine vita caso Oppelli. Poi sentiremo Silvestri e Marilena Rosada. Sicuramente un caso toccante ed anche veramente molto intenso quello che è stato presentato, ma voglio ricordare che Asugi ha applicato in modo attento la sentenza della Corte, e devo dire altrettanto che norme di questo tipo non si possono basare su casi singoli particolari, seppur drammatici, ma devono sempre avere una valenza di carattere generale. E con estrema delicatezza ma altrettanta fermezza che il presidente della regione Massimiliano Federica commenta la complessa questione del fine vita. Il riferimento è alla vicenda della triestina Martina Oppelli, morta in Svizzera tramite suicidio assistito. La cautela del governatore non è dovuta solo alla delicatezza dello specifico caso, ma anche alla scelta di legiferare sul tema, seguendo l'onda del momento, basandosi su casi singoli e forse commettendo qualche errore. Dico questo perché purtroppo vediamo altri paesi dove hanno legiferato su suicidio assistito o addirittura su eutanasia, purtroppo la situazione è degenerata e non si è più andati soltanto, perché poi quando si abbassa l'argine passa tutto, e non si è più limitati soltanto a chi vive casi drammatici come alcuni casi che vediamo, che fortunatamente sono molto limitati nei numeri, ma abbiamo casi in cui addirittura persone con depressione, e ci sono casi concreti che sto citando, hanno avuto accesso al suicidio assistito. Basare queste scelte sull'emotività, seppur forte, del momento da parte dell'opinione pubblica, non c'è dubbio che ci sia su un caso così struggente, però rischia di fare dei danni enormi. Non bisogna quindi farsi guidare nel fare una norma, se si dovesse fare sull'emotività, ribadisco, seppur drammatica, ma bisogna usare la razionalità di sapere che poi quelle norme valgono per tutti e dove porteranno quelle norme. Naturalmente Diego Silvestri, a lei la parola. Silvestri. Diego Silvestri oggi ricorre, proprio oggi, 2 anni dalla morte di un'altra persona di Trieste, sempre del Friuli Venezia Giulia, cosiddetta Anna, l'abbiamo chiamata Anna di Trieste. Anche lei, dopo aver combattuto, ha ottenuto quello che voleva, cioè morire perché non ce la faceva più. Allora, io posso elogiare le parole del dottor Busato, perché quando il dottor Busato dice facciamo fatica, dice una cosa sincera molto importante. Anche Federica dice dobbiamo arginare. Allora, questa fatica, questo arginare cosa? Questo movimento, viene da dire, che deve accettare il fatto che i pazienti, no, certi pazienti, non tutti, ma certi pazienti informati, autodeterminati e via così, decidono sulla propria vita, sul proprio corpo. E su questo è vero che bisogna fare fatica come sanitari per dire queste persone esistono. Come possiamo accoglierle e ugualmente farle morire bene? Non dobbiamo arginare questa cosa perché abbiamo paura di chissà dove porti. Allora, io credo fermamente, e sono medico,
che un paziente autodeterminato, un paziente informato migliori la sanità. Cioè dobbiamo un pochino toglierci questa idea che solo un rapporto paternalistico col paziente fa una buona sanità. Certo un rapporto di fiducia, no? È scritto anche nella legge del 119, il rapporto di fiducia che ci deve essere, però un paziente che porta anche le sue esigenze, le porta bene, rispettando la legge, no? Perché fa i capricci e fa delle richieste bizzarre, è un paziente che migliora la sanità, perché mette un po' in crisi e fa far fatica al sanitario che è costretto in tutti i modi a far guarire. Siamo il paese in cui la chemioterapia la facciamo nell'ultimo mese, che è un indicatore non di buona sanità ma di cattiva sanità, di accanimento, no? Siamo il paese dove l'uso della morfina è ancora ridotto, che è un esito non positivo della palliazione e via così. Quindi il paziente informato, che porta anche delle esigenze che sono ritenute esagerate, viva Dio, se è ben informato e autodeterminato e sa quello che fa, migliora la sanità. Cioè voglio dire, questo sforzo, questa fatica che diceva il dottor Busato, ben venga, perché oltre alla guarigione, questa vis guarendi che dobbiamo avere, deve lasciare spazio a un certo punto alla cura, alla buona cura e alla buona morte. E nella buona morte ci sono le persone che scelgono. Io ti posso dire, Mirella, che abbiamo dei numeri elevatissimi di persone che ci contattano e vogliono dire la loro e vogliono dire ma perché il medico non mi ascolta, perché il palliativista, sono persone all'interno delle cure palliative che si lamentano e dicono ma perché la psicologa mi dice non pensare alla morte, pensa ad altro, non è corretto. Vede dottor Perché Silvestri, dottor Silvestri mi sente? Io sono dell'idea, lo dico spesso, che non vogliono ascoltarci perché vede, fanno i referendum su cose che siamo lontani anni luce, cioè sulla separazione delle carriere, e chi capisce qualcosa. No, fanno fatica loro a capirsi tra di loro sulle trivelle, e chi capisce qualcosa sulle trivelle. Però sul fine vita non ci fanno il referendum, sulla caccia lo stesso. Ecco, capisce che non vogliono ascoltare, perché hanno paura che se ascoltano la direzione sarebbe molto diversa da quella che loro pensano di decidere per noi. È questo che fa male. Io della mia vita devo essere io che decido e nessun altro, è mia la vita, è una cosa sacra la vita e devo essere io che decido cosa fare. Prego Silvestri. No, questa cosa che dice Mirella adesso non è un'opinione di Mirella. È scritta in tutti i tribunali, in tutte le sentenze, nella Costituzione. Cioè non è strana Mirella che dice questa cosa. Che la vita è mia, appartiene a me, è il concetto della disponibilità della vita. Durante il fascismo la pensavamo diversamente, era indisponibile la vita, ma adesso è così, ci dispiace, è così. Ci sono sentenze che accusano purtroppo i medici che hanno vissuto il loro potere con i pazienti e hanno fatto quello che volevano, anche secondo una buona motivazione, però non è così, la vita è nostra. Per quello che dico, ci deve far ragionare quello che è successo in Germania. 2 persone possono dire dai che moriamo insieme? Secondo la Germania sì, è un diritto, è molto bella questa cosa, secondo me. No, non è triste, è bella, perché hanno deciso loro di fare la loro vita e quindi hanno scritto anche l'ultimo capitolo della loro esistenza in quel modo là. Magari non lo farei, magari i discorsi siamo tutti diversi. Però sentiamo Marilena Rosada, cosa dice su questa toccante storia. Per me, che sono stata tanto male, ero sul punto di morire, il mio pensiero allora era, vabbè sì, lasciare la mia famiglia era una roba, però il pensiero era come morirò. Non respiravo, morirò soffocata, quanto dovrò andare avanti a soffrire prima di morire. Per quanto riguarda mia mamma, era successo che mia mamma si è ammalato proprio nel tempo del boom della Dibella. Mia mamma è stata operata, non c'era più niente da fare, ci hanno detto non c'era chemio, non c'era niente da fare, e quindi noi, attaccati alla vita, non volevamo perderla, abbiamo tentato anche la strada di Dibella perché non avevamo nessuna possibilità di fare i chemio, niente altro. Abbiamo fatto di tutto, però vi dico sinceramente, l'ultimo mese che ho visto mia mamma, l'ho assistita continuamente, non è possibile vedere una persona soffrire in quella maniera. Deve essere possibile che quando si è sicuri che non c'è più niente da fare, basta, o la addormenti o fai qualcosa perché questa persona non soffra più, sicuri del fatto che
non ci sia nessuna possibilità, perché io lotto in tutte le maniere, però se sei sicuro che non c'è più niente da fare è inutile star là, cioè, a soffrire. Da grande guerriera è riuscita a vincere la commozione parlando della mamma, per un pelo ce l'ha fatta perché lei è una guerriera nel numero 1, però io vorrei chiedere anche a questa guerriera di rispondere al nostro Simone, perché non trovo più il medico. Bindi aveva fatto una cosa molto importante. Cosa vuoi dire? Tu che di dottori e di ospedali te ne intendi? È vero, purtroppo se vuoi avere quel medico, io proprio l'altra settimana ho un problema adesso grande ancora e quindi ho dovuto fare una visita a pagamento. In 2 giorni ho avuto l'appuntamento. Purtroppo è così, però da una parte uno dice vabbè, se io voglio però andare da quel medico e non ho la possibilità di andarci, nel senso che se ti tolgono la possibilità di poter andare a pagamento, uno deve avere solo i medici che ti passano. Logicamente quando uno ha un problema grosso cerca anche di tirar fuori quei soldi per andare da uno che magari pensi che sia bravo quando hai un problema grosso, sicché non so quale delle due robe siano. Eppure questa sanità regionale è stata premiata, ecco, tutti si lamentano, però mi sembra che sia stata premiata. Il problema è far capire agli astensionisti che forse se fossero andati a votare ci sono troppi e non medici, lamentarsi dopo senza aver espresso il voto. Ci sono troppi medici che vanno nel privato, in ospedale hanno turni massacranti e sono robe Gianni da Caorle, poi andiamo dal dottor Busato. Vai Gianni. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Buongiorno. Volevo un attimo riallacciarmi al discorso del dottor Silvestri. Io condivido pienamente le gemelle Kessler perché, come ha detto il dottor Silvestri, hanno scelto di morire assieme, una morte dignitosa, eccetera, eccetera. Allora io chiedo, abbiamo fatto il referendum per il divorzio, abbiamo fatto il referendum per l'aborto, perché non si può fare con il referendum per la morte assistita? E dopo ognuno è padrone di scegliere. La legge c'è, uno sceglie, uno non sceglie, però c'è. Esempio, io porto un esempio, un anziano che si trova da solo, abbandonato dai figli, vedovo, stanco di vita, deve trascinarsi così e colà, tirare lunga questa sofferenza. Se ci fosse la morte assistita, 2 paroline, pim pum, e lui muore sereno, invece di vedere che si buttano giù dei ponti, che vanno sotto i treni o sotto i camion. Cioè, io dico solo questo. Perché non si può fare un referendum? L'ho appena detto anch'io, Gianni, ti ringrazio della telefonata, grazie a Gianni da Caorle. Come vedete chiamano in tanti, vogliono dire la propria opinione ed è bello questo, sentire, ecco, nonno vo combatta, chiamo e dico quello che penso nel bene e nel male. Dottor Busato, un'altra cosa che mi preoccupa, io non mi ricordo che ho avuto in trasmissione perché ne ho tantissimi luminari che vengono, che ha parlato della pillola del giorno dopo, perché sembra che questo tumore purtroppo alla mammella sia dovuto anche a questa pillola del giorno dopo, perché si riscontra su ragazze anche molto giovani. Bisogna stare attenti. E mi ricordo che ha anche raccontato che queste ragazze quando arrivano dal ginecologo, ecco, si fidano giustamente e poi quando scoprono di avere questa cosa dicono che forse è dovuto anche alla pillola che hai preso, dicono ma io non lo sapevo che aveva delle conseguenze. Ecco, ci vuole un po' chiarire la situazione, perché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, cioè veramente siamo in stato confusionale, ma il problema è che lo dicono gli esperti, è che qua c'è abbastanza comunicazione per sapere cos'è il rispetto del corpo, cos'è la pillola, quando si deve prendere, se è una cosa che si può prendere proprio così. Prego, dottor Busato. Difficile. Io andrei a smentire questo aspetto, perché non è vero che la pillola del giorno dopo aumenta il tasso di patologia tumorale relativamente alla mammella, ecco, diciamo. Perché questo? Perché i dati non ci danno, ecco, a intendere questo. È vero che il tumore della mammella sta aumentando un po' quanto a diagnosi nella fase delle donne più giovani,
ma la pillola anche contraccettiva o la pillola del giorno dopo, che ricordo è un'unica somministrazione che viene data, non ha un'influenza a livello della patologia mammaria tumorale. E questo, ecco, non è che lo dica il dottor Busato, ecco, in quanto tale, ma sono i dati scientifici che ci danno, ecco, questo tipo di risposta. E credo sia importante questo, perché purtroppo in questo mondo dove le fake news sono all'ordine del giorno, uno legge una cosa, dice no, è causa di questo, non è causa dell'altro. Io credo che sia importante anche, come dicevi, dare la corretta informazione. Sappiamo che invece la pillola contraccettiva ha una prevenzione verso alcuni tumori, tra cui il tumore dell'ovaio e il tumore dell'endometrio, per esempio, ma sappiamo anche che la pillola viene utilizzata non solo a scopo contraccettivo, ma anche a scopo curativo. E quindi anche questo aspetto è sempre importante, no? Io credo che, come abbiamo sempre detto, no, all'inizio della trasmissione, la relazione è estremamente importante, le cose devono essere dette, perché sappiamo che per esempio il rischio maggiore non è tanto il tumore della mammella o altri tipi di tumori, ma può essere la trombosi, e questo aspetto magari viene sempre chiarito con la persona quando tu le prescrivi la pillola. E ricordo anche che la pillola del giorno dopo ha un'azione anche su un aspetto non trascurabile, che parliamo, ecco, magari di una ragazza che se va avanti, ecco, con una gravidanza, magari decide anche di interromperla, e forse, ecco, questo aspetto diventa ancora più pesante nella ragazza stessa, affrontare anche un'interruzione di gravidanza in epoca più avanzata. Dottor Busato, un'altra domanda molto importante è l'aborto. Ecco, io ho avuto un'amica molto cara che ha abortito, e per queste donne, ricordatevi, ascoltate quello che vi dico, poi sentiremo il dottor Busato, è devastante. Guardate che abortire non è una cosa così semplice, così facile, non è che si dimentichi, ecco, il giorno dopo di quello che è successo. Eppure queste persone vengono ancora additate, ecco, sembra quasi che abortire sia una cosa così presa alla leggera. Cosa vuole dire, dottor Busato, a quelle persone che condannano ancora queste donne, che non hanno altre soluzioni, hanno paura, non hanno economicamente la possibilità di avere una vita serena per questo nascituro? Ecco, guardate che è devastante, credete alla Mirella, non è così semplice abortire. Prego, dottor Busato. No, su questo ti do atto, perché effettivamente, indipendentemente dalla fase, no, del periodo di gravidanza in cui una persona la interrompe, credo sia un momento estremamente difficile nella scelta di questa decisione da parte della donna. Io ho sempre detto, ecco, più volte mi sono messo a fianco, seduto nel letto a fianco, a parlare con queste donne dove stavano vivendo un momento, come dicevi, difficile, e non è facile fare queste scelte, per cui io dico sempre, primo c'è una legge che dobbiamo ottemperare, quindi una normativa per cui noi il servizio dobbiamo sempre darlo e offrirlo, ecco, a chi lo chiede. La seconda cosa, l'atteggiamento della condanna no, non va bene, anche perché io posso non essere d'accordo, ma rispetto chi ho di fronte nella sua scelta e do la mia completa, ecco, disponibilità a cercare di risolvere anche psicologicamente questo aspetto. Noi tra l'altro abbiamo creato a Treviso un percorso dove la donna, se vuole, viene presa in carico anche da una psicologa che la seguirà anche nel post, perché non è che una volta che è stato fatto, ecco, interrotto la gravidanza, il tutto si esaurisca e non ci siano problematiche, anzi dopo la persona ci ripensa e rivive questo momento, per cui è importante offrire un supporto che possa essere di aiuto anche nell'affrontare meglio il post evento.
e poi sarà la donna, ecco, che lo usufruirà o meno, ma offrirlo è fondamentale. Abbiamo visto anche parlando poi anche con le psicologhe che le seguono, che questo servizio è stato un servizio utile e ha dato anche alle donne stesse delle buone risposte, degli esiti anche migliori nell'affrontare questa scelta che, come dicevi, non è una scelta facile. Antonella da Padova, vai Antonella. Sì, salve, io ho sentito quasi tutto il programma e a proposito della morte praticamente delle persone, cioè praticamente mia mamma aveva 94 anni e si stava quasi soffocando e mi hanno chiesto, perché tante persone chiedono di fare la possibilità di farle vivere ancora di più, una settimana, un mese, per farle soffrire perché non vogliono lasciarle andare. Quindi ci sono delle persone che ti aiutano a capire che non devi fare questa cosa. Io ho visto mia mamma morire serenamente, ok? Lasciandola dormire quasi, e secondo me già il discorso di essere arrivata a 94 anni ha fatto la sua vita, ok? Poi il discorso anche abortire, tante persone vengono convinte a non farlo. Io conosco perfettamente una ragazza che ha avuto un bimbo bifido e si è resa conto dopo che per religione, perché lei credeva che non succedesse niente, invece adesso ha una situazione veramente drammatica e secondo me certe situazioni si devono anche non convincere a non abortire, perché effettivamente non è che fai vivere bene sta persona. Secondo il mio punto di vista è drammatico certe situazioni, però certe altre si dovrebbe proprio insegnare che si deve praticamente lasciare andare questa vita, perché gli hanno dato la possibilità fino a 5 mesi di poterlo fare e probabilmente non si è resa conto, però poi questo bimbo è nato con molte difficoltà, ok? Io sono convinta, poi il discorso appunto che io ho avuto la pillola fino a 55 anni, sono andata in menopausa senza problemi, ho avuto la possibilità di avere dei medici, effettivamente ginecologi, che mi hanno seguito non bene di più con le mie esigenze, perché logicamente poi non ho avuto problemi, caldane o roba del genere, sono entrata in menopausa tranquillamente, ho seguito poi il discorso, perché purtroppo tante persone non ne parlano, hanno vergogna, però il discorso della secchezza, tutte queste cose qua, si deve parlare anche per questo, perché logicamente è un nostro problema anche questo. Io non ho avuto sinceramente nessun problema, però magari dipende dalla persona, non so, per me è molto chiaro. Antonella, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Ti ringrazio di aver chiamato, hai detto delle cose importantissime, certe parole, certe cose sono ancora tabù. Ecco, capite bene quanto importante invece sarebbe la sessualità nelle scuole, magari assieme a Valditara viene anche lui assieme, così impariamo tutti quanti bene quanto importante è anche il rispetto e conoscere il proprio corpo. Psicologi. E gli psicologi. Dottor Busato, prima di lasciarla, di ringraziare e salutarla, volevo sapere quanto le manca la squadra del Canfoncello? Su questo aspetto, sai, è la parte che per la quale sento la mancanza, perché bene o male dopo tanti anni, sai, costruisci relazioni, costruisci un gruppo, ecco, per il quale sento la mancanza, ecco, di questo, perché sai, non è facile lasciare, ecco, rapporti che si sono costruiti in tanti anni. Devo dirti che qui a Monastier ho trovato un buon gruppo, anche a livello, ecco, di colleghi con i quali cerchiamo, ecco, e stiamo costruendo anche dei bei percorsi, quindi c'è lo stimolo, no? Anche a costruire qualcosa di nuovo anche qui. Sai, la scelta, come diceva prima, ecco, la signora Rosada, è legata un po' che ho bisogno anch'io di rallentare i miei ritmi, e quindi
ho scelto per questo motivo di lasciare l'ospedale, perché sappiamo che il lavoro ospedaliero è un lavoro molto intenso, dove le ore non sono mai le 6-7, diventano 12-15, alle volte anche ma è meglio dirlo perché qualcuno ancora non l'ha capito. Grazie veramente al dottore Enrico Busato, grazie veramente, è stato con noi. Andiamo dal dottore invece Diego Silvestri. Dottor Silvestri, a lei quale squadra manca per continuare veramente a portare avanti questa battaglia per vincere questa guerra sul fine vita in Italia? Prego. No, guerra no, non è un bel termine esatto. No, è una guerra, guardi, lo dico io, dottore. Perché dopo la Toscana, la Sardegna, ci sarà l'Umbria, ci saranno regioni dove si norma e si accetta di regolamentare questa scelta. Per rispondere al signore di Caorle, il referendum, se ci fosse stato, era un referendum a cui noi siamo sicuri la stragrande maggior parte delle persone avrebbe votato sì, ed era un referendum che aveva come testo anche l'aiuto attivo del medico, che si chiama eutanasia, l'aiuto attivo del medico. Quindi la maggior parte delle persone, i sondaggi ci dicono questo, anche i sondaggi giornalistici ci dicono questo, sono d'accordo in determinate condizioni di avere anche un aiuto attivo da parte del medico. Ecco, la legge che forse passerà, ma speriamo di no, torna indietro rispetto a questo, non parla assolutamente di azione attiva del medico, parla di limitazioni, fa in modo che una persona non possa scegliere, non la descrivo adesso. Io volevo salutarvi, Mirella, dicendo che esiste il numero bianco ed è un telefono che noi abbiamo per dare informazione a tutte le persone, per far luce sui propri diritti, come diciamo noi. Lo sposti un po' di più perché non si vede bene, verso sinistra, bravissimo, grazie. 0699 31 3409 per sapere le leggi sul testamento biologico, sul suicidio medicamente assistito, come accedere alle cure palliative, come far valere i propri diritti, ma nel senso di miglioramento della sanità. Ecco, per non trovarci anche a un'età avanzata, perché si può anche questo, in età avanzata, lì un paziente in casa di riposo un po' indementito che non può scegliere. Ecco, ad esempio chiedere anche nelle RSA cosa ne pensano queste persone, dottor Silvestri, del fine vita, perché io quando vado a trovare questi diversamente giovani non sanno niente e dicono ma tanto si arrangia mio figlio. No, non lo trovo giusto, non tutti hanno l'Alzheimer, ecco, sono persone che possono ancora decidere, però capisce che qualcuno ha fatto sì che questi passano il cerino perché manca l'informazione, magari sarebbero in grado di capire. Grazie veramente, grazie a Diego Silvestri, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Marilena Rosada, come ci saluti? Niente, io volevo dire solo una cosa importante, siccome c'era il dottor Busato che adesso è andato a Monastier, io sono stata operata a Monastier, è una clinica, mi sono trovata bene, per l'amor di tutto bene, però c'è un problema, dovrebbero mettere, cioè per chi viene operato, il cardiologo alle 5 di sera va via, non c'è più, se ti capita qualcosa è un problema grosso, dovrebbero mettere un servizio, cioè pensare a queste cose, ci sono case di cure che sono... A me sembra per esempio a San Camillo di essere andata in ferie ed è tanto bene che sono stata, però questo è un problema grosso per la sicurezza dei pazienti, il fatto che si possa intervenire in caso di problemi gravi. Questo è l'appello di Marilena Rosada, passionaria di molte battaglie, ecco anche la parola guerra fa ancora paura, come ha detto il dottor Silvestri, meglio non usarla, però purtroppo dottor Silvestri noi facciamo questo purtroppo. Al governatore appena che è stato eletto vorrei dire meno cemento, 80 milioni di euro per fare 2,8 km che non risolvono niente per la tangenziale quarto lotto, metteteli dove servono, perché le priorità non sono una strada per far prendere, perché si risparmiano 10 minuti, ma io ho bisogno dell'ospedale, delle visite da fare subito. Grazie anche a Marilena Rosada, a Diego Silvestri, al dottor Enrico Busato, grazie, pubblicità. A 2
settimane dal via alla campagna vaccinale anti-influenzale, il virus, che come sempre si prevede abbia il suo picco di contagio a ridosso della fine dell'anno, nella nostra regione sta già iniziando a colpire e costringere a letto e si segnalano dei casi con conseguenze importanti a danno di chi se lo è preso. Abbiamo già avuto i primi casi anche ricoverati, per cui la raccomandazione è quella di vaccinarsi prima di dicembre, in modo da arrivare ad affrontare il periodo di massima circolazione già preparati. Scattata il 14 ottobre, la vaccinazione antinfluenzale sta registrando ottimi numeri di adesione, soprattutto da parte delle persone cosiddette a rischio. La risposta all'appello del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria è stata dunque positiva. Al momento abbiamo già erogato 43.000 dosi come azienda sanitaria Friuli Centrale e abbiamo coperto già oltre il 20% della popolazione con 65 anni o più, quindi quella maggiormente a rischio per età, ma la cosa sorprendente è che abbiamo coperto quasi già il 20% dei bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, che è un risultato molto buono. Noi puntiamo molto sulla copertura pediatrica perché appunto i bambini, oltre a fare gravi conseguenze nel caso contraggano l'influenza, sono anche i primi tra cui l'influenza circola, per cui proteggendo loro andiamo a proteggere anche le famiglie e gli anziani. Nel quadro della diffusione del virus influenzale non bisogna dimenticare che circola ancora il Covid, seppur ormai con conseguenze molto meno gravi. Tuttavia è importante sensibilizzare alla vaccinazione anche per questo virus. Abbiamo avuto un picco già nel mese di settembre e di ottobre, adesso sta scendendo ma ancora circola parecchio. La richiesta di vaccinazione c'è, è arrivata la vaccinazione con la variante aggiornata LP.8.1 e che è raccomandata, continua a essere raccomandata soprattutto per le categorie a rischio, quindi persone anziane, persone con patologie croniche, persone che vivono in casa di riposo, assolutamente raccomandata. Ringrazio e saluto veramente il professor Fabrizio Pregliasco, virologo. Grazie professor Pregliasco, che piacere rivederla. Era un pezzo che non ci sentivamo più, però mi sembra che le cose vadano abbastanza bene, fortunatamente per quanto riguarda almeno il Covid. Vorrei sapere anche per l'antinfluenzale ci sono ancora delle resistenze. Saluto anche il professor Umberto Sarcinelli, scrittore e giornalista. Parleremo di Olimpiadi, sport, ambiente e criticità. Allora professor Pregliasco, com'è la situazione del suo importantissimo osservatorio? Cosa vuole dire? Prego. Ma intanto che sono contento rispetto a quanto i colleghi del Dipartimento di Prevenzione vostro hanno appena detto, cioè che la campagna vaccinale sta andando abbastanza bene. Vorremmo di più, però credo che i risultati, ma in Veneto siete sempre stati molto attenti all'importanza della vaccinazione. Un po' più deboli, un po' come in tutta Italia, sul richiamo vaccinale per il Covid, perché il Covid sta pagando una negatività ingiustificata collegata ai momenti dell'emergenza, alle discussioni, alle negatività purtroppo che si sono emerse durante il Covid. Ci aspettiamo una stagione importante che è partita piuttosto velocemente, un po' come se fosse quella sull'ottovolante, no? La curva, noi facciamo una curva sui casi che via via settimanali e sono tanti i casi e ci aspettiamo un qualcosa di piuttosto rilevante, non solo l'influenza, non solo il Covid, ma il virus respiratorio sinciziale, l'adenovirus, un mix, un cocktail di virus che ci inquieteranno, e tutto questo perché l'abbiamo visto ad agosto in Australia. Poi subito dopo in Giappone e più recentemente con un certo anticipo rispetto a noi, proprio perché è l'Europa del Nord, quindi in Inghilterra e nelle zone più fredde dove l'inverno arriva prima, valori veramente importanti di queste infezioni respiratorie. Quindi i vaccini contro l'influenza e il Covid non coprono tutto, sono un ombrello parziale ovviamente rispetto ai tanti virus che circolano, ed è vero anche che non coprono al 100% la possibilità di evitare la malattia, però riducono, e questo è dimostrato assolutamente, le complicanze, perché è vero, in un soggetto giovane l'influenza
o il Covid stesso sono un qualcosa che passa, magari ci infastidisce e ci blocca l'attività per 3 o 4 giorni, però poi passa. Per un anziano l'influenza o il Covid è una spinta, una brutta spinta a peggiorare quelle che sono le patologie di base che purtroppo tutti noi, con noi inteso io stesso un po' avanti con gli anni, abbiamo come possibile rischio per la nostra salute. Allora, una cosa volevo chiedere, professor Pregliasco, questa famiglia nel bosco che fa molto discutere, abbiamo 2 fazioni, chi contrari, chi favorevole, dovremmo forse ascoltare più gli esperti e la politica dovrebbe fare un passo in là, a lato, indietro e ancora un altro indietro di più, però l'obbligo vaccinale, siamo sicuri che i bambini siano stati vaccinati? Ecco, cosa vorrebbe dire? Perché tutti parlano, ma vediamo veramente quello che veramente è utile e quello che si deve fare anche per queste creature, che loro non possono difendersi, loro non possono decidere niente, è sotto la tutela dei genitori. Ecco, come ha visto questa situazione lei da virologo? Prego, professor Pregliasco. Allora, bisogna veramente leggere, no, come dire, le carte su questa storia e mi spiace che si sia polarizzato, no, tifoserie di un campo e dell'altro. Di sicuro si tratta di scelte ideologiche piuttosto, come dire, importanti e complesse e anche un po' estreme a mio avviso da parte dei familiari. Ho letto che effettivamente questi ragazzi in quest'ottica di una vita naturale nel bosco eccetera eccetera non sono stati vaccinati ed è un peccato, perché a mio avviso l'obbligo vaccinale dà fastidio e ancora, come esempio per il Covid, si è visto, no, le negatività che ci sono ancora adesso quando c'è stata data la prescrizione anche per il Covid. Però in realtà anche per i bimbi la vaccinazione è obbligatoria nell'ottica di una, come dire, importante come protezione. Poi può dar fastidio l'obbligo, ma davvero dobbiamo considerare che abbiamo dei vaccini efficacissimi con un profilo reale di effetti negativi assolutamente irrisorio, perché questa è la verità che se ne dica, e quindi non approfittarne è un errore grossolano. Poi appunto il problema diventa ideologico, allora se l'istituzione dice obbligo mi girano le scatole e non adotto questa cosa. Quindi l'obbligo vaccinale a livello scolastico non è perché si va a scuola, ma è il momento in cui lo Stato può verificare la situazione, no? Perché ci sono tanti ritardi, motivi di esecuzione diciamo non completa nelle fasi iniziali. Quindi andare a scuola è il momento in cui tutti i bimbi devono passare. A mio avviso poi la scuola è elemento socializzante e queste soluzioni di non mandarli a scuola a mio avviso impedisce ai ragazzi di vivere il contesto scolastico con tutti i suoi guai, le difficoltà, il bullismo e quant'altro, ma che sono elementi che o uno si isola davvero in un mondo fatato oppure tanto prima o poi arriva a cozzarci dentro. Ecco, grazie professor Pregliasco per quello che ha detto, veramente grazie. Sentiamo anche cosa ne pensa il professor Umberto Sarcinelli, ecco, scrittore e giornalista, si occupa di sport, di ambiente, di criticità. Noi vorremmo capire cos'è la criticità per i politici, quando, come e se devono decidere loro se c'è criticità o no, ma possiamo dire qualcosa anche noi, alla fine siamo in democrazia. Prego Sarcinelli. Sì, il problema è complesso e il professor Pregliasco l'ha ben inquadrato. Certo, poi c'è una questione, diciamo così, ideologica. Questione ideologica che però va a confliggere con quella che è la sicurezza di tutti. Allora, io penso che se questi ragazzi dovessero rimanere per tutta la vita confinati soli nel bosco e quindi non avere contatti con nessuno, forse la loro scelta potrebbe essere capita, ma a un certo punto loro dovranno sicuramente entrare in società, anche perché poi non è detto che loro, una volta diventati più adulti, più maturi, assecondino quelle che sono le idee dei genitori, per cui è un aspetto estremamente delicato. D'altra parte io vedo anche un'altra
un'altra posizione, che è quella del fatto che appunto parlando di Covid rimane ancora questo pericolo della trasmissione di virus dal mondo naturale a quello umano. Noi continuamente consumiamo suolo, consumiamo natura e siamo sempre più vicini e a contatto con specie nei quali ci può essere un salto di specie in questi virus, batteri o cose del genere. Quindi bisogna veramente avere una fiducia non cieca ma ben consapevole nella scienza, che sta facendo passi veramente molto in avanti, e soprattutto anche avere un po' uno sguardo più largo, più diciamo omnicomprensivo di questi problemi, nei quali etica, socialità, politica e soprattutto scienza vengono, non dico a collidere, ma perlomeno a toccarsi, a intervenire fra di loro. Allora, professor Sarcinelli, lei voleva parlare anche di Olimpiadi, di sport, di ambiente, di queste criticità. Ecco, noi veramente non riusciamo a capire, molti di noi, cosa sta succedendo, perché si trovano sempre fondi per fare delle cose che tutto sommato non erano così urgenti, e soprattutto veramente questi milioni di euro impiegati su qualcosa che servirà a pochi a discapito di molti. Il problema è che sono soldi pubblici. Però cosa vuole dire, professore, in merito a queste Olimpiadi? Ad esempio, ho avuto questa mamma che si occupa di sport di diversamente agili, paralimpici, che è molto arrabbiata perché le cose non sono uguali per tutti. Ecco, non siamo ascoltati, abbiamo saputo all'ultimo momento di questa esclusione. Prego, professore. Sì, dunque il problema è veramente reale, e se vogliamo semplificarlo dobbiamo dividere in due aspetti principali. Allora, lo sport professionistico ormai non è più lo sport della salute, del gioco, della felicità, della socialità. È lo sport degli affari, dei business. Quindi, per esempio, il campionato di calcio di Serie A io ormai lo considero come l'NBA negli Stati Uniti, il baseball, il football americano, come il tennis, come lo sci. Professore? Sì. Pronto? Sì, prego, veloce perché il tempo è tiranno, prego. Sì, dicevo, sta diventando un business. In realtà si spendono molti soldi per uno spettacolo e non si spendono veramente i soldi per un vero sport per tutti, soprattutto nelle scuole, negli impianti non quelli faraonici, tipo la pista di bob, che poi serve soltanto alla trentina di tesserati in Italia della Federazione di Bob e Skeleton, ma che servono, e ogni scuola abbia il suo impianto sportivo, che ogni paese, che ogni comune abbia un impianto dove poter accedere a fare sport, anche a categorie che per ora sono escluse, come per esempio gli anziani, perché bene o male i ragazzi, i bambini hanno le società. Per gli anziani invece, per i quali è molto importante l'attività fisica, proprio per mantenere la salute, mantenere soprattutto anche la mente sana. Non è il caso, anzi è il caso di ricordare il detto latino mens sana in corpore sano. E soprattutto anche per i ragazzi paralimpici, perché c'è questa diversità. Grazie. Andiamo anche dal professor Pregliasco, devo correre purtroppo. Ecco, questi soldi, ma soprattutto sulla ricerca. Io ho avuto tantissime persone che hanno chiesto, specialmente per quanto riguarda le malattie rare, di investire nella ricerca. La ricerca è fondamentale. Cosa ne pensa, professor Pregliasco?
È un problema quello dei finanziamenti. Oggi la ricerca costa tantissimo, ci vogliono tecnologie, ci vogliono macchinari, non è più la ricerca storica del passato dove il singolo con un microscopio, per dire nel nostro campo, faceva e trovava e sono stati dei giganti. Oggi bisogna lavorare in squadra con tantissime competenze e purtroppo spesso il denaro non c'è e a volte viene anche considerato in modo maligno il contributo delle aziende private. È vero, le aziende private non sono quelle del mulino bianco e di una serie con completa correttezza, però al di là di eccessi di alcuni, le aziende ci permettono di fare ricerca e quindi è importante che ci sia un contributo e anche un orientamento verso quello che serve. Per esempio adesso le aziende hanno fatto ricerca sugli aspetti oncologici perché c'è più margine economico e meno sugli antibiotici, ne abbiamo pochi. Quindi davvero ci vuole anche una vicinanza dei cittadini e anche di istituzioni no profit, come è stato il Rotary, come è stato il Gavi Alliance, che è un insieme di tanti finanziatori a livello internazionale per esempio portare avanti le campagne vaccinali e soprattutto la ricerca nello specifico dei vaccini, che se ne dica. Quindi davvero è importante che ci sia una responsabilizzazione e anche una ricerca a fondi, no? Però con attenzione, perché bisogna conoscere esattamente la destinazione dei propri regali, del proprio finanziamento. Però davvero anche qui esempi negativi che ci sono stati non devono allontanarci da questo sostegno verso iniziative no profit. Allora, professor Pregliasco e anche al professor Sarcinelli vorrei chiedervi veramente un omaggio, una preghiera a questa donna. Mi ha chiamato adesso la sorella che ci sta vedendo, Sabrina, professor Pregliasco, professor Sarcinelli, questa giovane donna che ha aiutato molto i veneti schiacciati dalla crisi, che purtroppo ha avuto un ictus su un letto d'ospedale, ci sta guardando con la speranza sempre da parte anche della famiglia e sua, perché lei è una guerriera, di riuscire a farcela. Mandiamo questa piccola canzone, queste piccole strofe a Sabrina e poi la faccio salutare sia dal professor Pregliasco, perché devi resistere, devi farcela, anche se questo ictus ti ha colpito ancora giovane. Andiamo a sentire. Di un amato e con gli uccelli tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami, lega un filo a un desiderio e adesso non pensarci più. Professor Pregliasco, cosa vuole dire a Sabrina, alla sorella che ci stanno guardando, perché lei sa cosa vuol dire la speranza di riuscire a farcela. Prego, professore. Fondamentale crederci, perché oggi ci sono diverse possibilità terapeutiche. Anch'io ho sofferto di una forma, nel mio caso leggera, legata sempre a queste problematiche, e quindi bisogna avere voglia di resistere. I medici, gli infermieri faranno sicuramente il possibile, ma la voglia di vivere non ci deve mai mancare, fondamentale, insieme. Professore, alle persone a casa con quale messaggio ci lascia? Prego. Degli animali sociali,
Per cui io vedo nel mondo animale che quando uno soffre, anche se diciamo che non sono senzienti e robe, si aiutano. Ecco, confidare e avere accanto a sé persone che capiscono e che amano. Questo è l'augurio che posso fare alla signora. Penso che queste cose le abbia, perché la sorella mi sembra di capire che le è molto vicina, ecco, e quindi anche di lottare proprio con loro e anche per loro. Grazie veramente, grazie anche al professor Umberto Sarcinelli, scrittore e giornalista. Professor Pregliasco, è ancora in linea? Sì. Cosa vuole dire alle persone a casa? Con quale messaggio ci lascia? Prego. Buon senso, attenzione, l'inverno per chi è più fragile è un momento a rischio, vacciniamoci contro l'influenza, contro il Covid, magari anche contro il pneumococco, questi sono elementi importanti, non sono barriere al 100% e quindi buon senso nell'attenzione agli sbalzi termici, nella ventilazione degli ambienti, nel lavarsi le mani come abbiamo imparato, banalità quotidiane ma che possono aiutarci a scavallare questo inverno. Grazie anche al professor Fabrizio Pregliasco, virologo, di essere stato con noi. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno come tutte le giornate. Ciao grande famiglia, un'altra giornata, un'altra mattinata fredda. Siamo a Fagarè con Antonia Girardi. Antonia, cosa è successo e cosa vuoi dire? Tu ti senti abbandonata, hai detto nessuno viene a vederci, a chiederci se abbiamo bisogno di qualcosa. È vero, nessuno è venuto, né il sindaco, neanche il prete di Fagarè che è qua a 2 passi, non è venuto, almeno 90-80 anni, a vedere se era vivi o morti. La tua casa è stata allagata, Antonio? Sì. Quanti anni è che vivi qua, Antonio? 57 anni. È così. Hai mai visto una cosa del genere, no, Antonio? Mai. Nel 66 è venuta, però non ha fatto tutti questi danni. Primo piano, insomma, è andato via tutto. Qualcuno dice che non dovete stare qua, che dovevate andare via prima. Cosa vuoi dire, Antonio? Se ci aiutano, noi andremo anche fuori di qua. Cosa si fa? Sì, no, cosa si fa? Entriamo in casa, Antonio. Allora Antonio, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, dei Veneti Schiacciati. Cosa vuoi dire? Perché ti vuoi ringraziare anche. Chi è che ti vuoi ringraziare? Voglio ringraziare prima i miei figli, dopo tutti i parenti che sono venuti e il gruppo di alpine di Treviso, mi ha detto mia figlia, perché io non so neanche da dove sono venuti, dir la verità. E la famiglia di Rete Veneta, senz'altro, è l'unica che si è preso cura di noi, l'unica e basta. Quando chi mi ha detto non credevo alle mie parole, davvero. Proviamo a chiamare il sindaco Antonio, vediamo se risponde. Ciao sindaco, sono Mirella Tuzzato. Sindaco, io sono qua a Fagarè. Ecco, io sono qua a Fagarè perché abbiamo questi anziani che si sentono completamente abbandonati. Tu non è che riesci a fare un salto qua, che facciamo una cosa fatta bene anche per vedere la vicinanza? Perché qua i piange di rotto, non ho visto nessuno, neanche il prete, ha detto Antonia. Allora, se qua vi sindemi. Dai che ti aspetto, dai. Grazie, ciao. Arriva. Il sindaco Alberto Cappelletto, grazie sindaco e di parola soprattutto. Grazie veramente sindaco, buongiorno, eccolo qua. Allora questi sono gli anziani che avevano piacere di vederla e di far vedere le loro case come sono messe, non sanno cosa fare, poveretti. Purtroppo ho visto alcune abitazioni, anche in altri luoghi per non un'abitazione, possiamo dirlo, è un disastro. Quello... Entriamo allora sindaco. Prego Elisa. Ciao.
Tanto questi anziani, sindaco, un bacio a questi anziani intanto. Subito, guardi. Care. Buongiorno. Asia che piange continuamente con te. Socia Memo, dai, avanti. Prego. Allora, queste sono le case. L'acqua arrivava dove Elisa, fai vedere al sindaco. Ecco, diciamo che questa è un'abitazione, potremmo dire fortunata, rispetto a altre, perché ho famiglie che sono andate sotto, cioè fino alla cornice questo non vuol dire fortunati o sfortunati, voglio dire che si vive una situazione veramente... So che tutti hanno perso, io parlo per me, cioè logicamente in questo momento parlo per me, parlo per loro anche, cioè noi sì, ci è arrivato fino al primo piano, però abbiamo buttato via tutto, ho 3 figli, ho fatto 1 mese e mezzo in albergo e cioè io non so dove abbiamo cominciato a fare... Entriamo, sindaco, prego. Sindaco, cosa vuole dire? Cosa devono fare questi figli? Allora, sicuramente è quello, voglio dire, la mia presenza e il fatto di esserci, questo vuol dire che io come sindaco sono vicino alle famiglie che sono state colpite. Chiariamolo subito perché è giusto dire questo. È chiaro, nello stesso modo posso dire non posso essere dappertutto perché nello stesso momento ci sono tante cose da fare, però ci siamo. Io do un consiglio, se mi posso permettere, chiunque abbia necessità, che sono le famiglie che sono state colpite dalla piena un mese fa, vengano presso gli uffici, non abbiano problemi a dover parlare con gli uffici. La mia porta è sempre aperta, si può parlare con gli uffici o parlano con me. Io dico, le soluzioni si possono dare. Chiaro che una volta fatto questi passaggi anche noi stiamo attendendo una serie di atti a livello superiore in modo tale da sostenere ancora maggiormente le famiglie. Stanno facendo anche enti superiori a noi tutta una serie di percorsi per poter definire quelle che sono il sostegno a queste famiglie che sono state colpite. Poi vedremo. La signora mi parlava di mutuo in questo momento. C'è la possibilità di bloccare quantomeno il mutuo per 1 anno, stiamo tenendo questa opportunità. Io per fare i lavori mi devo chiudere il mutuo vecchio e riaprirne uno di nuovo, perché se non mi arrivano aiuti dalla provincia o dalla regione io purtroppo io devo venire dentro perché non ho alternative.